Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Allora, siamo in diretta, buonasera a tutti. C'è area di grande sfida, non solo l'area, ma lo dicono i numeri, lo dice la classifica, lo dice la storia, anche se questa Union Brescia non è proprio il Brescia che ci ricordiamo e che conosciamo. Buonasera a tutti, ciao mister Giulio Invernizzi. Ciao Stefano, ciao a tutti. Ciao Fausto Riva in regia, tra poco ci raggiunge Stefano Menegatti, ciao a tutti voi a casa, tra poco ci colleghiamo subito con Benedetta Panzieri per questo Lecco Union Brescia. Come dicevo, big match di classifica perché si affrontano la seconda e la terza fondamentalmente, anche se la classifica magari in questo momento dice altro, però il Brescia è atteso sicuramente come terza forza con Vicenza e Lecco di questo campionato di Serie C Girone A. Vedremo un po', c'è l'atmosfera sicuramente delle grandi serate a Riga Monticeppi, tra poco ce la facciamo raccontare da Benedetta Panzieri, però vi voglio dare anche subito le formazioni perché attenzione ragazzi, il Lecco gioca con 3 punte, è la prima volta che accade, non era mai successo che mister Valente schierasse tutto l'arsenale di fatto a disposizione, perché c'è Furlan con Battistini, Tanco e Romani in difesa, nessuna sorpresa, così come Pellegrino e Critta sugli esterni, Zanellato con Metlica che ritrova la maglia titolare, un po' in quello che ballottaggio sempre a fianco di Zanellato, gli sta turnando molto, Alaoui e Galeandro in appoggio a Sipos ragazzi, quindi veramente tanta roba, vedremo un po' come andrà. Ci prova però subito per vincere questa partita, per mettere subito pressione sul Brescia mister Valente, risponde il Brescia, vi do la formazione in ordine di numero perché vogliamo capire un attimino come si schiererà. Bene, Gori, Rizzo, Sorensen, Pasini, Mercati di Molfetta, De Maria, Zennaro, Spagnoli, Armati e Cazzadori. C'è un po' di... volevo capire se Sorensen sarà basso nei 3 braccetto oppure esterno, vedremo. Ecco Benedetta, ciao Benny. Ciao Stefano, ciao a tutti. Atmosfera qual è? Quella delle grandi partite? Beh, sì, allora lo stadio non è ancora proprio pieno perché gli ultimi ritardatari stanno entrando, li vedo come tradizione. anche dai distinti, esatto, però comunque bel clima, indubbiamente una bella serata come ce l'aspettavamo, curva già strapiena, settore ospiti praticamente sold out, quindi insomma molto bello. Molto bello, una partita importante dicevamo perché sicuramente questo Lecco-Brescia potrà dire molto per la classifica. La cosa che stupisce, Benny, non so se tu te lo aspettavi, è questo atteggiamento molto offensivo sulla carta del Lecco, perché Alaoui e Galeandro con Sipos non era mai accaduto con Valente. Esatto, no sinceramente non me l'aspettavo, nel senso che infatti se avevate seguito le ultime nostre notizie, pre-partite eccetera, avevamo ipotizzato la presenza di Mallamo che comunque già lo si era visto, no? Giocare in una sorta di 3-5-2, ma in realtà poi lui lo vedevamo comunque più avanzato, quindi a fare coppia con il Frigerio o il Führer di turno, quindi aspettavo comunque una cosa simile. Invece Valente ha optato per questa soluzione che, come hai detto tu, è comunque più offensiva, quindi può essere anche una sorta di 3-4-3, dipende poi da come sarà interpretata la cosa, però ad ogni modo l'idea a quanto pare è quella di attaccarlo questo Brescia. Assolutamente sì, un Brescia che dal canto suo è una formazione sicuramente, Benny, da temere, perché le individualità molte le conosciamo già per averle affrontate con la Feralpi, non mancano. Sì, lo avevamo detto anche questo già alla vigilia commentando l'avvicinamento a questa partita, giocatori che sostanzialmente non hanno nemmeno bisogno di presentazioni, elementi molto esperti che conoscono a menadito questa categoria, che hanno assaggiato magari anche quella superiore, quindi insomma è una squadra sì, con un gran potenziale offensivo, tra l'altro sicuramente da tenere, si schiera con un 3-4-2, 1-2, scusate, 1-2, quindi una formazione come a livello di modulo molto simile a quella del Lecco. Vedremo poi insomma chi eventualmente saprà creare più grattacapi al Lecco. Tu ti aspetti subito un Lecco arrembante, quindi dalle prime battute di gioco? Ma a questo punto ti dico di sì, nel senso che l'intenzione sembra proprio essere quella, l'abbiamo detto adesso, questo schieramento comunque molto offensivo, poi io penso che eventualmente ci sarà sempre tempo di apportare dei correttivi. Ma proprio anche senza cambiare, no? Intendo magari invitare qualcuno a fare del lavoro difensivo in più, insomma ad aiutare un po' la difesa, o comunque poi eventualmente si potranno anche fare dei cambi.
le assenze ci sono, Valente non ha tutti i giocatori a disposizione, lo sappiamo, però delle possibilità per cambiare, per eventualmente aggiustare il tiro non mancano, poi vedremo come andrà la partita. Io mi auguro ovviamente che queste scelte di Valente siano corrette. Assolutamente, io sono molto curioso, Benny, te la dico già, mi sbilancio dalla partita di Alaoui, che secondo me potrebbe essere un fattore stasera. Sì, no, sono d'accordo, cioè, sicuramente incuriosisce molto, l'abbiamo visto non tantissime volte, però quando lo abbiamo visto in realtà non ha mai sfigurato, no, questo giocatore, magari a volte più brillante, a volte meno, però comunque è un giocatore che sa essere anche molto veloce, no? Insomma, sa farsi valere anche con il fisico, ma soprattutto con la velocità, secondo me. E ripeto, la scelta di metterlo in campo dal primo minuto è innanzitutto un grande attestato di fiducia, ma poi una dichiarazione di intenti da parte di Valente. Intanto vi segnalo che si sta già scaldando il clima, dal settore ottico sono caduti in campo 2 petardi, già vigili del fuoco in campo a toglierli, quindi l'atmosfera si sta già scaldando. Sta già surriscaldando. Ti saluta Walter. Tra l'altro continui sbottò un altro petardo è caduto in campo, anche un fumogeno, in realtà non è neanche un petardo, 4, siamo a 4 vigili del fuoco che stanno già correndo dietro per raccoglierli e insomma si sta scaldando l'atmosfera. Insomma ci sarà un po' di trambusto in questa partita, questa serata. Ti saluta Walter Maggioni, dice solidarietà Benedetta per la sua Juve sconfitta da Como. La nostra Juve, perché anche io e il mister c'è. Esatto. Infatti spero che il letto mi dà qualche soddisfazione perché la giornata è stata abbastanza complicata finora. Sì, lo commentavamo anche noi prima. Ciao Walter, saluto lui e tutti i tifosi che ci stanno seguendo. Buona partita Benny, ci sentiamo più tardi. Grazie, allora. Anche a voi. Alla fine del primo tempo. Adesso rientriamo in studio. In attesa di Stefano ti chiedo, mister, tu ti saresti aspettato un atteggiamento così offensivo in una partita così importante? È un segnale un po' di discontinuità perché mister Valente non ci aveva abituato a questo. A dirti la verità no, perché stavo leggendo un po' questa settimana un po' le dichiarazioni del mister e non avevo questa sensazione di andare subito a giocarsi la terza punta come poi ha deciso di fare. Mi aspettavo magari una scelta diciamo un po' più conservativa con un centrocampo magari un po' più coperto, per poi vedere magari durante la partita se rischiare qualcosa in più o magari mantenere quell'assetto. Ecco, è una scelta che sicuramente gli fa onore, vuol dire che comunque ha le sensazioni di avere nella squadra delle potenzialità per poter andare a fare la partita e questa mossa può dare magari anche un po' di fiducia alla squadra, nel senso che comunque vedendo il mister che vuole mettere una punta in più dai un segnale ai ragazzi di voler vincere piuttosto che di starli a aspettare e vedere cosa succede. Perciò speriamo che la scelta sia azzeccata. Il giocatore, come dicevi tu prima, ha delle potenzialità per poter far bene, è logico. Furrer in questo momento era in fiducia, aveva trovato anche un bel gol, anche se poi non ha ancora espresso secondo me tutto quello. Curva sud piena intanto, è molto rumorosa. Perciò aspettiamoci almeno in partenza di un Lecco che ci vuole provare, poi vediamo un po' come sono loro. Sono anche curioso di vedere il Brescia, che è una squadra che non ho ancora visto, incuriosisce capire un po' questa società messa insieme in un mese, cosa poi è vero che poi ci sono giocatori che sono passati dalla Feralpi a Brescia, però mettere assieme una società in poco tempo non è nemmeno semplice. Le ambizioni, la piazza è una piazza importante, sicuramente è un bel ostacolo per il Lecco. Assolutamente, allora la concentrazione sui volti dei giocatori del Lecco l'abbiamo vista entrando in campo, c'è grande determinazione per portare a casa questi 3 punti che sarebbero veramente importantissimi perché significherebbe prendere vantaggio sulla terza in classifica, un vantaggio importante, decisamente importante. Intanto io in attesa che cominci la partita volevo andare a vedere insieme a voi anche quelli che sono stati i risultati di questa giornata finora in Serie C Girone A.
sta per partire, manca ancora qualche minuto, cioè qualche istante, probabilmente anche più di un minuto al via del match. Intanto non vi ho dato gli arbitri, l'arbitro che è il signor Erminio Cerbasi di Arezzo, con gli assistenti Matteo Nigri di Trieste e Davide Rignanese della sezione Aia di Rimini, Filippo Colaninno di Nola è il quarto uomo, e Bruno Galigani di Sondrio è invece l'assistente all'FVS, insomma responsabile dell'FVS. Per quanto riguarda le altre partite, la vittoria dell'Inter 2-1 sull'Alcione Milano, 1-0 del Novara sull'Arzignano, 2-0 fra Renate e Dolomiti Bellunesi, Triestina Pergoletese 1-1, Spitaletto Cittadella 1-2, Vicenza Albino Leffe 3-1, Lumezzane Trento 1-1, Pro Vercelli Giana 0-0, Virtus Verona Pro Patria 0-1. L'ultima partita che chiude questa 10ª giornata è proprio Virtus Verona Lecco. Poi ci sarà martedì anche il recupero tra Inter e Renate per chiudere le partite anche che mancano. L'Inter che in questo momento ha 18 punti come il Brescia, però potrebbe superarla e diventare la terza in classifica, è un virtuale comunque -3 dal Lecco. Saremo a vedere quello che succederà. C'è qualche risultato di oggi, mister, che ti ha un po' sorpreso oppure? No, vabbè, la Giana che ha pareggiato, però niente. Poi per il resto sì, il colpo della Pro Patria. Della Pro Patria. Che in casa della Virtus Verona non è mai semplice andare No, abbiamo visto noi, insomma, il vantaggio di 2 gol 2 settimane fa essere poi recuperati sul 2-2 e sicuramente... Sì, forse un po' perché non è di oggi l'Alcione che ha perso in casa con l'Inter, che dimostra che comunque l'Inter è una squadra forte. Sì, rispetto al Milan dell'anno scorso molto probabilmente ha capito un po' prima come interpretare la categoria. Tanto è iniziata la partita e allora seguiamo in diretta con il Lecco subito in possesso, ci prova subito Alaoui che prova la conclusione, viene murato, ecco che ci raggiunge Stefano. Ciao Ste. Ciao a tutti, che caldo. Sì, fa caldo, adesso fra poco poi come il Rigamonti Ceppi. Sì, no, abbiamo acceso un attimo visto il Rigamonti Ceppi che è bello caldo pure lui. Sì, con tutti questi tifosi del Brescia, insomma, ci sta, però bello vedere, no, anche il colpo d'occhio, lo diciamo sempre, sì, dello stadio, così partita da Serie B per atmosfera questa. Sì. No, e poi come dicevate prima tu e mister, anche mister Valente è bello caldo oggi. Ti chiedo subito, no, ti aspettavi 3 punti o anche se ovvio non c'è Führer, però... No, io mi aspettavo magari un Zanellato un po' più avanzato dei 3 di centrocampo e 2 punti, però un bel coraggio. Poi parlavamo di là con Paolo, magari Galeando potrebbe fare il Führer. Sì, sicuramente Galeandro oggi c'è grande attesa perché deve dimostrare finalmente, no, di essere all'altezza della situazione. Per adesso quest'anno non ha fatto benissimo, tanto ci sono 2 palloni in campo, uno viene allontanato, vedremo se... Tanto conferma Critta sia a destra. Sì, si ferma il gioco per fare uscire anche il secondo pallone. Critta che dovrebbe essere già la terza partita che gioca a destra, no? Invertendo le fasce. Ha iniziato a sinistra e poi è andato a destra l'ultima. No, l'anno scorso aveva giocato l'anno scorso spesso a destra, ma perché non avevamo molto materiale a destra. E questa stagione Pellegrino non è che abbia dato... Però continua a dargli fiducia. Sì, beh... Abbiamo capito che Lovisa forse non viene molto ben visto perché non gioca praticamente mai. E adesso c'è un fallo a metà campo di Zanellato. No, dicevo anche di là con Fausto e Paolo, anche Zanellato oggi dovrà correre perché lui e Metlica di sicuro non sono mediani. E quindi sì, ci si aspetta uno Zanellato, tra l'altro uno Zanellato che nell'ultima partita bene non aveva fatto, quindi deve... perché comunque da mediano puro e semplice, senza un mediano da parte, fatica, perché deve darci dentro. E tante volte davanti alla difesa ha avuto qualche passaggino a vuoto, ecco. Invece adesso Pellegrino riconquista un po' pallone e proprio Zanellato si prende il fallo davanti alla difesa. Iniziato bene anche il Brescia che si è proposto subito con, abbiamo visto qui, Spagnoli. Vedremo. Questi primi minuti saranno sicuramente utili a capire che tipo di partita vorrà impostare anche il Lecco con queste 3 punte. In panchina praticamente attaccanti c'è Ndong che rientra oggi alla prima convocazione, però non credo che sia pronto per giocare Ndong, no? Beh, proprio quello che infatti
Ah beh, c'è Anastasini che potrebbe fare uno dei due dietro punta. Sì. Vedremo un pochino. Intanto le bandiere anche del Brescia in curva sud regalano con quelle della nord un bel colpo d'occhio allo stadio stasera. Poi attenderemo anche, vi daremo il totale degli spettatori che si annuncia, io credo, attorno a 4.000 spettatori. 4.000 Beh, dici, secondo me anche di più. Dicevano di 800? Sì, 804 forse. Quindi sicuramente... Beh, diciamo che rispetto ai numeri dell'Ecco, sì, anche noi siamo un po' di più distinti, ad esempio oggi sono un po' più pienotti del solito. Tribuna immagino io sia piena. Beh, quindi... Tribuna e Nord, diciamo, tra virgolette, non tradiscono quasi mai da un lato e dall'altro. Se vabbè, la Nord, la Tribuna, la Nord. Mentre i distinti ogni tanto lasciano un po' gli spazi sottovuoti, mentre oggi sembrano esserci un po' più gremiti, non del tutto, anche perché lì in basso non si vede una mazza. No, la differenza grossa la fanno loro, ovviamente. Assolutamente. Leggiamo un po' anche di messaggi da casa ai nostri amici. Walter l'abbiamo citato in apertura, che si rivolgeva a Benedetta. Ciao Walter. Marco, forza Bagai dai Lec. Albino, ciao Albino, stasera non posso essere presente, sono arrivato in ospedale. Dai Bagai, un grosso in bocca al lupo, ancora un abbraccio Albino, mi raccomando, riprenditi presto, ti aspettiamo. È uno dei tanti assenti del Lecco. È uno dei tanti assenti, certo, stasera è nella lista degli assenti anche lui. Se poi vuoi scriverci durante la serata ti leggiamo volentieri. Mucarol, la sua rima tradizionale, intanto c'è un fallo a favore del Lecco. Mucarol, l'unione fa la forza dei lariani, l'illusione è quella dei bresciani. Walter, mi dice le formazioni, ciao Walter. Allora, noi ci schieriamo con Furlan, Battistini, Tanco, Romani, Pellegrino, Critta sugli esterni, Zannellato con Metlica, alle spalle di Sipos ci sono Galeandro a sinistra e Alawi che parte più sul centro-destra. Loro sono con Gori, Sorensen, Pasini, Rizzo in difesa, Armati e De Maria sugli esterni, con Merlati e Zennaro a centrocampo a specchiarsi a Zannellato e Metlica. Di Molfetta dovrebbe essere trequartista dietro a Spagnoli e a Cazzadori. Avevamo combattuto bene a centrocampo, poi Tanco ha sbagliato il filtrante, peccato perché poteva aprirsi bene il gioco sulla destra, però bello aggressivo e anche una bella giocata prima di Metlica a saltare sul controllo dell'avversario. Si affrontano due squadre che, allora, il Lecco è ancora imbattuto, il Brescia ha perso la prima, poi non ha più perso, quindi fondamentalmente due squadre che hanno fatto un cammino simile e sono in salute, 5 gol subiti soltanto per entrambe, liscio di Tanco ma non c'è nessuno. La miglior difesa è quella del Vicenza con 4, poi ci sono queste due squadre con 5, quindi fondamentalmente Lecco ha segnato un po' meno, 14 gol contro i 17 del Brescia, i 21 del Vicenza che però è già a 28 punti, ha vinto anche in questo turno 3-1, quindi ha allungato, ma in questo momento il Vicenza sembra comunque la squadra. Attenzione Galeandro trova... No, non è neanche angolo, un po' ingenuamente ha lasciato scorrere. Non è riuscito ad agganciare bene quel pallone che arrivava da molto, dal lancio di Tanco. Tanco, bello stop, non è stato malvagio. La lascia sfilare. È stato bravo Sorensen. Si è fatto bruciare un po' sul... gliel'ha tirata Sorensen sullo stinco di Beh, è stato bravo Sorensen comunque. Sì. A rimanere lì e poi a trovare l'intercetto, diciamo, la deviazione. No, volevo chiederti, la classifica è aggiornata col pareggio attuale? 28-22, sì? Sì. Okay. No, perché 4 pareggi infatti mi sembrava troppi per il Lecco. No, beh, diciamo che Vicenza e un po' Brescia sono un po' le corazzate, no? Sì, io credo l'Inter che non mi sembrava avesse tutte queste grandi chance lì dietro, però diciamo quelli... Gli outsider, diciamo così, siamo noi per il momento. Sì. Sicuramente non ci si aspettava un Lecco secondo in classifica dopo 10 dopo, più che altro, secondo me anche dopo l'annata dell'anno scorso tutti stavamo un po' più cauti. Ma anche dopo il mercato non certo stellare, sì, no? perché poi alla fine sono arrivati i giocatori da scoprire, ecco. Adesso parlavi di pareggi, ti mancano i 2 punti con la virtuosa. Quelli, infatti volevo dire anche prima. Si va per il vantaggio ma poi arriverà un giallo. Alawi da solo per vie centrali se ne va e poi però il terzo giocatore lo intercetta, tanto Zanellato con il tacco elegante. Ha iniziato bene però stiamo sul pezzo, sì. 21 Metlica per il 18 Tanco che avanza, Tanco palla per Alawi che ha mostrato comunque un bel numero in mezzo a 3. Io ho detto stasera sono sbilanciato Alawi.
può essere giocatore decisivo in questa partita. Anche perché sembra sposarsi abbastanza bene con Sipos, perché non è un centravanti, è più una seconda punta, mi pare di vedere, anche se la stazza c'è. Sì, no, secondo me è una seconda punta. Ha giocato all'occorrenza anche quando è entrato, a parte che Sipos è uscito quasi mai quest'anno. No, infatti lui non ha mai sostituito Sipos praticamente. È entrato sempre insieme a Sipos, infatti. La vera punta che dovrebbe essere il vice Sipos è Ndong, lo ritroviamo oggi, non abbiamo potuto ancora vederlo. Però Ndong anche lui me lo davano come un esterno. Non è proprio un esterno destro. Non è la prima punta neanche lui. Però ha il fisico per farlo, no? se non ricordo male, altrimenti chi? In teoria una prima punta non c'è, oltre con le caratteristiche proprio di Sipos. Abbiamo perso il segnale, quindi dobbiamo un attimino in attesa che Fausto cerchi di venirci incontro, dobbiamo un attimino improvvisare e niente, vi chiedo un po'. L'avvio di partita è stato comunque buono, mister, nel senso che no. Siamo in partita, abbiamo mosso bene la palla, li vedo anche convinti nell'andare poi a dettare i passaggi. Adesso loro non mi sembrano partiti meglio di noi, anzi diciamo che forse qualcosina in più noi come fraseggio, come palleggio. C'ho questa scelta di avere le tre punte comunque ha dato un segnale positivo ai ragazzi, perché comunque ci stanno provando, non si sono messi dietro a aspettare il Brescia. No, assolutamente. Tanto mezzi di fortuna, il Brescia che controlla il pallone a centrocampo. Sì, adesso prova il passaggio filtrante, ma va nel nulla. Romani controlla. Riconosci i giocatori di te è sempre più difficile. È level hard questo, come nei videogiochi. Bello stacco anche sulla curva nord, gremita. Perdonatemi, non ho l'ultimo iPhone 26 con lo schermo da 48 pollici. Il mio è ancora peggio perché ha 7 anni. Quindi... questo più o meno. Poi non posso mettere, se no gli va via il segnale mio papà a casa. Mi sta guardando. E no, infatti, anche pubblicità. Andiamo in pubblicità intanto, così cerchiamo di risolvere il problema. Fausto, sì, eccoci. Spagnoli a tu per tu con doppia chance. Prima è sgusciato per via dai centrali e poi ha concluso alto sopra la testa sulla ribattuta di Furlan. Poi recriminava forse per una deviazione che cercava fosse l'angolo, non ho ben capito. Però diciamo che sicuramente l'occasione migliore della partita. Sì. Mentre adesso Critta, il cross e Galeandro che ha messo sul fondo. Questa era una buona occasione. Anche questa un po' più defilata, sicuramente meno. Gliela sporca col colpo di testa il difensore. E quindi poi Galeandro va a fare una sorta di volée un po' sbilanciata. Non riesce più a chiuderla col collo, la prende così lì. Botta e risposta, direi. Però c'era, che non è mai una cosa da non sottolineare, che lì non era semplice trovare quella battuta, però intanto c'era. Furlan si dimostra ancora. Sì, quello che volevo dirvi io, Furlan ancora una volta, San Furlan guarda ancora giù. Sincero, poteva forse fare un po' meglio. Sì, Spagnoli, Spagnoli gliela calcia un po' addosso. Furlan però è bravo a farsi trovare a occupare lo spazio. Come dicono, fa tanto anche il portiere come ti esce, perché come dissero per la parata di Maignan su, non mi ricordo chi, Gatti forse. Sì, Gatti. Ecco, lì dice se gli ha sparato addosso, però lui ha occupato lo spazio giusto, quindi anche qua Furlan, anche perché tante volte sai anche attenzione, Brescia ancora, Zanellato riesce a sbrogliare in qualche maniera. È difficile anche trovare la tempistica di uscita, perché puoi sempre beccarti o il pallonetto o la conclusione immediata. Che uno dice gli ha tirato addosso, però calcola anche bene il portiere come i tempi come è uscito. Anche un portiere che sai che è in grande condizione, in grande fiducia come Furlan, certo non è
Che poi Furlan non mi sembra un portiere che ti dà alla Neuer, per esempio, l'impressione che occupi tutta la porta, quindi anche per lui è difficile mettere pressione all'attaccante, quindi a me non mi sembra. Botta e risposta però in questo avvio tra Brescia e Lecco, prima il Brescia con Spagnoli, poi Galeandro che... già Galeandro che aveva avuto quella semi-occasione precedente. Ci restituisce un Galeandro pimpante questa partita, il che lo prendiamo in maniera favorevole, no? In maniera l'anno scorso, all'inizio dell'anno scorso non era stato malvagio. No, aveva giocato 2 mesi da migliore del Lecco fondamentalmente. Fino a quando ha firmato. Quando ha firmato il contratto poi è sparito. C'è il cartellino? Non è stato, dici? Pellegrino bravo però. Pellegrino al primo spunto lì a sinistra va... Fatto un po' un elastico e poi ha stato trattenuto. Ma non so come mai Pellegrino questa cosa che a sinistra si trasforma. Rende di più. No, si trasforma no. Però diciamo a sinistra è accettabile, mentre a destra fa un po' più di fatica. Non so. E lui è piede destro. Lui li fa giocare con i... sta provando adesso a piedi invertiti. Ma di solito per entrare, non andare sul fondo, mettere il cross, ma rientra. Però Critta prima ha crossato col destro. Di solito gli esterni non... Critta secondo me anche col destro non è... Si arrangia. Ma però di solito sono i tre del tridente che ha piedi invertiti, invece lui proprio quelli di centrocampo. Però a volte mi ricordo anche altri che anche a 5 hanno provato. Se vuoi entrare dentro il campo, se vuoi andare sul fondo. Cross in area, esce bene Gori, giusto? Sì, troppo su Gori. Gori che adesso aspetta e cerca Di Maria. 15 minuti 0-0. Intanto leggiamo, ci sono altri messaggi. Albrigno, saluti a te, ciao. Hunter, grazie. E Giancarlo, ciao a tutti, Forza Bagai, che bel lancio. Penso fosse quello di Tanco di prima. Sì, decisamente. Abbiamo tutti i difensori centrali che lanciano bene, ragazzi. Anche Tanco che dovrebbe essere, tra virgolette, il più fabbro dei tre dietro, tra virgolette. È quello Marrone, Battistini, che ci ha dato Romani. Ci ha dato una bella registrata. La difesa, ragazzi, quest'anno è il primo tassello da cui costruisci una squadra. Uno poi non può dire, però è il centrale di difesa argentino. Senza togliere niente a Marrone, ma questo è un difensore. Il centrale di difesa argentino dà sicurezza, non so perché. No, è vero. Grande tradizione. Quasi passava il servizio per Galeandro di Sipos. Anticipato proprio. Tanco proprio, ne abbiamo appena parlato. Mannaggia lui. Palla al centro, la conclusione è Furlan. Furlan. Mamma mia, questa parata a mano aperta sulla destra dopo che Tanco ci ha smentito clamorosamente in diretta all'istante con una boiata terrificante. Con i piedi però, in fase di impostazione, però una fatta grossa. Tra poco ce lo fanno rivedere. Ha appoggiato al giocatore del Brescia, poi dopo un paio di passaggi in orizzontale in area, la conclusione è Furlan. Vedi, quella è un errore. Vediamo adesso la risposta di Furlan. Questa è una grande parata. Mano aperta sull'esterno basso. Lì ha sbagliato 2 volte perché Tanco lì doveva appoggiarla dietro il portiere, basta, e si allargava per riprendere palla. Di Molfetta è stato. Ha voluto giocare laterale. Forse troppa sicurezza. Poi giochi dietro il portiere, basta, non rischi niente. Meglio che almeno gli sia preso un po' di... senza che ti sia successo nulla. I passaggi orizzontali sono sempre quelli più pericolosi, perché magari non vedi che ti sta venendo a pressarti. Ecco intanto un altro lancio che però non riusciamo a vedere come vada a finire. Sì, male. Però rimaniamo lì con un intercetto di Zanellato che palleggia con Pellegrino alla fine mette a terra sull'esterno mancino, prova a saltare l'uomo diretto Galeandro, non ci riesce, ma guadagniamo la rimessa laterale nella metà campo avversaria con Romani che la serve indietro per Romani. Due parate importanti di Furlan, 2 occasioni però importanti anche per il Brescia. Buona la palla di Zanellato per Pellegrino che si inserisce per i centrali, come diceva il mister prima, e lascia la palla Galeandro il cross bassino, Sorrentino allontana. Però reagiamo, siamo lì, proviamo a reagire subito dopo questa occasione Brescia. Però Romano fa quasi il terzo di centrocampo. Chi, scusami? Romani? Romano, Pellegrino. Sì. Perché effettivamente entra e fa quasi la mezzala. Proprio questa era... Non c'è, Critta, bel calcio di punizione per il Lecco, bravo Critta. Che era rimasto là sul ragazzi, sbaglio, Critta ha messo su un po' di
chili di massa rispetto all'anno scorso che era più magro, no? No, beh, anche l'anno scorso. Sai cosa? C'era quella gobbezza, un po' Sempre gobbetto. ingobbito rispetto No, all'anno ma è scorso, sempre sì. stato così. Perché magari ha acquisito massa o... Tanto Sorensen e Mercati si Spettacolo. parlano. Sì, è un peccato non sentire oggi. Tanto Metallica e Critta discutono. Siamo spostati sulla sinistra diventa. con Gori che sta piazzando la barriera. Non so se Metallica, secondo me Metallica ci sta pensando. La barriera è all'incrocio tra la mezzaluna e la linea di rigore. E vediamo allora il calcio di punizione. Metallica ci sta pensando. Ma Metallica ci ha dimostrato a Verona che la botta da fuori ce l'ha. Lì sai che anche Critta a giro sul palo lontano. Ci stanno pensando tutte e due. Forse più Critta. No, uno schema. Uno schema e non si spegne tantissimo No, lato. chi è che è andato a calciare? Romani? Tanco? Romani con mancino. Sì, non so se era proprio... personalità, Chi Sì. Romani? Io lì magari a Critta glielo farei calciare, ma Romani che è l'ultimo arrivato, no, una punizione. Però ha dimostrato di avere un mancino Cioè, però lo schema è educato, buono, calcia bene. Ma non so, voleva rimetterla dentro? No, voleva tirare. Voleva tirare. Per quello che ti dico, magari Critta da lì ti fa anche un controllo e ti tira una sassata delle sue. Romani ha cercato un sinistro abbastanza dolce A giro. Però il fatto che sul gliel'abbiano data comunque vuol dire che si fidano. che è un ragazzo che c'è. Comunque c'è un bel gruppo, quest'anno ci dicono che il gruppo c'è, si vede anche da queste cose probabilmente, no? C'è un po' fiducia in tutto. In Beh, tutti gli sembra, effettivi. ha l'impressione di essere proprio stato costruito da Valente, quindi Questo probabilmente è proprio il zanellato, più che era un po' mattoncino da quello che quello. io dicevo all'inizio, di essere anche un rischio, cioè affidarsi totalmente a una persona, al momento paga. No, al momento paga, sì. Galeando, sempre lui sull'esterno, va col destro, tagliato il cross, ma non ci C'è sono, Galeandro però. non ci sono Alaoui e Sipos. È sul pezzo stasera Galeandro, anche se questo inquadra un Pellegrino, non sono stato io Galeandro. No, Galeando, scarpe bianche, ma anche Pellegrino comunque stanno facendo il loro, cioè al momento pagano le scelte, cioè oddio, ci sono stati bei rischi, però dall'altra parte i rischi li facciamo correre anche a loro. Si alza ora Valente, che era stato abbastanza seduto in questa prima fase di partita, siamo al 20°. Positivi, un paio di errori di retroguardia, ma per il resto bene. Sì, diciamo che le due azioni loro sono nate un po' per errori individuali, errori tecnici. Buoni movimenti loro, Sì. non letti bene da noi. Il Brescia non ha fatto vedere fino adesso di essere superiore a noi, per quello che si è visto. Punto di battuta di una rimessa laterale di Sorensen, la tre quarti nostra. Va verso le punte con Cazzadori che appoggia di petto, poi il fraseggio all'indietro, si esce sulla sinistra dove c'è De Maria, di Molfetta De Maria, gli viene toccata la palla alla Alaoui, la serve a Metallica che viene trattenuto 2 volte e c'è qui il giallo, sì, anche perché Mercati è la seconda volta, infatti gli ha detto, prima gli ha detto 1, 2, 3 trattenute. 1, 2, 3. Però, ma poi è bello che gli ha anche indicato tutte le zone del campo dove l'ha fatte. Si vede che l'aveva. Ho lasciato Qua una e poi 2. Aveva già un po' richiamato. E beh, era quella di prima, sì. E allora uno dei due centrali di centrocampo che va a prendersi un giallo pesante, Mercati. Mercati e Zennaro, i 2 centrocampisti. Vedremo se poi l'Ecco cercherà anche centralmente di sfondare da lì. Battistini, un poco visto sto per il Prima momento. discesa Bello di il cross Battistini per stasera. Sipos, un po' lunghetto. Sipos che quello però devono rifugiarsi nel calcio sì, d'angolo. bene Ha così. toccato pochi palloni, Sì. ma vedrai che quello che tocca è quello. Lo trasforma in oro subito. Vediamo se subito adesso. Magari sul calcio d'angolo, dai, una bella zuccatina che è un po' che non segna di testa, Sipos. Metallica e Critta, i soliti noti. Ha toccato per terra, mi sa che fanno qualche schema. Dici? Tanto inquadrano i nostri centrali che Speriamo che se ne siano accorti tutti, che stavano Abbiamo guardando, che visto. stessero guardando. Sai che l'ho visto solo io. Sì, vediamo. Va Metallica? Sì, anche perché tocca a terra ma a mezzo metro dal pallone, quindi. Parte direttamente in porta, Gori coi pugni. Bravo Metlica qui a calciare. Diamo ancora viva l'azione con Critta.
che cerca di saltare 2 uomini, l'appoggio in area, viene trascinato a terra Gallardo ma senza fallo, l'appoggio dietro gli riesce comunque. Dai, ci siamo. Sì, 23 minuti alla pari, dai. No, meglio. Allora, meglio noi, palla a terra, noi. loro le occasioni più importanti. Anche però come adesso non so i dati, ma anche come possesso, come pericolosità. Loro hanno avuto quell'occasione lì sull'errore nostro. Tanto poi diciamo adesso nelle retrovie, Romani, dopo il tocco di Zanellato, ancora Pellegrino che si accentra. Abbiamo sbagliato pochi passaggi. sì, allora, rispetto in uscita alle giusto altre una volta quando poi loro Ma sono sai andati a che calciare, poi abbiamo cambiato completamente, cioè ci sono Critta e Pellegrino di là. stasera il Lecco messo meglio in campo fino adesso. Allarga la l'azione. sfera per Battistini, cross al volo, bellissimo! Lo chiamiamo Battis Beckham. Ma manca sempre qualcosa di... Battistini mette di quei cross che gli vedi... Sembra Garrincia, intanto Beckham, rimane a terra. cioè, non so se vi ricordate il modo di calciare di Beckham col piattone largo, la gamba tesa. Battistini uguale, e adesso era al volo il cross, bello, bellissimo. Si rialza Armati mentre Mercati, se non sbaglio, parla con Diana. Andiamo in pubblicità. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Ha cambiato modo di... Rientriamo 0-0. Tra virgolette corrono anche meno. Sì, ha cambiato modo di andare a cercare la profondità. Andrea ci scrive: buonasera a tutti da Shenzhen in Cina. Now TV mi ha abbandonato, vi capisco, ma per fortuna ci siete voi. Stefano, forza Lecco stasera dobbiamo dimostrare di essere una grande squadra difficile da battere per tutti. Giancarlo che chiede ad Andrea che Dai, in Cina. bella per palla la larga Wii. di Sipos dopo l'anticipone di Critta in difesa alla Wii sull'esterno. Non è il cross, forse il suo colpo migliore, quindi aspetta. Vede Battistini, ma siamo marcati, però siamo lì davanti, alla Wii, tocco sbagliato di La buttiamo. Qui abbiamo buttato un po' via. Allora, bello il primo l'anticipo di Critta e poi la palla larga di Sipos per la Wii. Stiamo giocando bene palla a terra stasera, Lo sviluppo dell'azione della manovra è molto fluido, direi quasi come mai accaduto quest'anno, quindi questo atteggiamento ci sta piacendo. È Valente che finalmente, scusate la rima, ma per una volta cerca di essere più propositivo e viene ripagato dalle scelte, dall'interpretazione della gara. Sì, tocchi veloci, palla a terra, 2 tocchi al massimo. Sì, stanno facendo bene. Stanno muovendo bene. E Andrea risponde a Giancarlo che sono le 2:45 a Shenzhen, quindi ci sta seguendo in piena nottata perché dice: domani devo fare una lezione di italiano, quindi posso permettermi, insegno italiano in una scuola internazionale, posso permettermi la nottata, dice. Non so qual è la relazione per cui puoi permetterti perché devi fare la lezione. Spiegati meglio, Andrea, nel senso che anche se sei un po' assonnato va benissimo. Non lo so. Tanto gioco pericoloso Battistini che non ma ha ammonito? capito. No, gioco pericoloso. Solo richiamato. Gioco pericoloso. Quindi niente di anzi non era neanche fallo probabilmente. Fatto sta che si chiama allora questo calcio di punizione per il Brescia. Rizzo noi lo chiamiamo Brescia perché Union Brescia francamente ci fa un po'. De Maria quasi sorpreso dal tocco del compagno, la palla però arriva in area, il dialogo tra le due punte che non riescono però a concludere, palla che rimbalza tra centrocampo e difesa del Lecco. Alla fine la squadra ospite, il Brescia, riesce in qualche maniera a metterla a terra e ad agire sulla destra. Si torna in centrocampo, Mercati, poi lascia a Pasini che allarga per Rizzo, De Maria, dopo il velo di Rizzo, De Maria cerca il fondo, deviata la tentativa di cross. Primo angolo. Corner per il Brescia della partita. Più che Union Brescia era Feralti Brescia. Sì. Andiamo a vedere. Brescia lo. Poi è chiaro che fra un paio d'anni si riprenderanno il titolo sportivo Brescia. Magari se non ricordo così era Brescia Calcio. Però insomma...
adesso ve lo dico anche. Vabbè, US Brescia. Ma non so neanche se era Leonessa Brescia adesso. No, forse Leonessa era. Battuto basso il calciangolo, l'arbitro disturba i giocatori del Brescia. Riusciamo noi a salire alla Wii in mezzo a 2, non ce la fa, è superato sulle velocità. E riparte Gori, siamo quasi ora nel 29esimo minuto, 0-0 punteggio, occasioni chiare per il Brescia, un paio, noi Lecco invece più possesso, più gioco, 0-0 che per il momento può anche era stare. Brescia calcio prima, quindi Qui Galeandro che prenderanno non si fa abbattere da Sorensen. Battistini, largo, Cecritta, decide di tornare da Tanco. tanto arrivano le prime foto del nostro Matteo Bonacina dallo stadio, anche lui Zanellato cerca il filtrante col contagiri, guadagna la rimessa laterale. Pellegrino in difficoltà, Armati sul tocco del nostro numero 5. Arriva Tanco per la solita rimessa lunga in e area. questi nostri attaccanti e difensori che spesso si sganciano, no? Uno dei tre segue l'azione. Beh, sentivo ieri, non so se era ieri l'intervista o un po' più vecchia di Seedorf, seguiamo la palla in area, Sipos non arriva, rimane lì la sfera, Galeandro in qualche maniera ci prova ma non vince il rimpallo, lo vince alla fine Romani, Bravo. che alleggerisce. Seedorf diceva che nelle giovanili dell'Ajax non giochi mai una partita nello stesso ruolo, cioè continui, oggi il Lecco sembra quello, Battistini che fa l'ala, Pellegrino a sinistra, poi Critta mediano, Valente va il calcio totale. Adesso è Metelica che avanza, bello il servizio per Battistini, la palla dietro intelligente, però non c'era Critta, ma rimaniamo lì con Zanellato che può toccare il laterale per Battistini, Metelica si libera ma Battistini non lo serve, Zanellato va in area dove ha la Wii anticipato, Battistini, Zanellato che deve un pochino entrare bene, non riesce a conquistare la palla e poi il Brescia riesce in qualche maniera a salire, però si dimentica il pallone. Non so se siete d'accordo, Zanellato deve salire un pochino di tono. Eccolo, proprio lui che lancia Sipos, ma in fuori gioco lascia anche la palla in rimessa laterale. La butta fuori. Punizione. Il Brescia è calato molto dopo quelle due occasioni. Intanto Valente si arrabbia, calcia una bottiglietta, non so che cosa. E perché vede Nervoso, che comunque qualche possibilità si apre, ma però non riusciamo a concretizzare. Tanto in panchina del Brescia c'è un Mattia Valente, che non credo sia lontano parente del mister. Tanto riconquistiamo ancora la palla a centrocampo, il Brescia è un po' scarichino. E c'è anche il nostro ex Brian Bocci, un paio d'anni fa lo ricorderete, giocare forse qualche minuto, non so neanche se... Mi fido di voi. Tu non ti ricordi? Sì, no, mi ricordo il nome Brian Bocci, mi dice qualcosa, ma di averlo visto in campo. In campo forse qualche minuto, adesso provo a vedere, ma io non mi ricordo. Anche perché nel 2003, quindi 2 anni fa, era giovanissimo. Sì, 2 o 3 anni fa. Adesso l'anno della B. Era arrivato in B, non mi ricordo più, un paio d'anni fa, 2 o 3, mi ricordo, un terzino, esterno di sinistra. Sì, non fosse neanche... No, adesso vado a recuperare. Le stagioni scorse di Brian Bocci. È arrivato come sostituto di Lemmens. 2023-24 in Serie B, no, sai che non giocò nemmeno un minuto. Okay. Un po' un'entità misteriosa. Quell'anno lì a livello mercato anche quello. Viene che Zanellato qua aveva la possibilità di far partire Galeandro, sbaglia proprio misura del passaggio. È un po' appannato in questa fase di campionato Zanellato, dopo un inizio ottimo. Beh, giocare lì davanti alla difesa, con la difesa 3 non è facile per lui. Enrico che scrive, ciao Enrico, bravo, io ho tanti anni di viaggi in Cina nel settore tessile, non so, lungo la via della seta, quindi ci sta. Rimpalli a centrocampo, vediamo se riusciamo a mettere giù il pallone. No. Una serie di campanili. Sto cercando poco Sipos. Sì. Adesso Romani sparacchia. Spallacce alzate da una parte e dall'altra. Vediamo tutti quei palloni che... Decide alla Wii di andare e si prende il fallo? No, non è caduto male lui, mi sa. Attenzione a non fare un fallo di reazione qui.
furbo il giocatore del Brescia che si butta sul pallone. Fa fallo, ma non in maniera eclatante. Alaoui, che è partito un po' in sordina. De Maria lascia Rizzo, anzi Rizzo batte per Zennaro. Tanto tra poco parte anche, anzi dovrebbe essere già partito, no, tra poco parte il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Siamo allo 0° giro. 0° giro, il giro di formazione 0-0 tra Milan e Fiorentina in Serie A. Tanto adesso il Brescia che prova ad allargare sulla Troppo spazio. destra, rientra col mancino, il cross dentro, la conclusione di testa sul fondo. Ci ha per fortuna. provato... Mi ha lasciato un po' troppo spazio. Andiamo. Allora, cross dentro... Ci ha provato... Chi è che poi ci ha provato? Mercati? Sì. No, Di Maria. De Maria. De Maria, sì. Siamo al primo giro in Formula 1. Ah, è il giro di formazione, penso. Dici? Sì, dice uno, là più uno. Ah no, sì, là, di uno. E subito yellow flag. Fausto? No, stiamo un po' reclamando qua dalla regia, buonasera a tutti, perché il telecronista tutte le volte che il Brescia entra in area è un'occasione da gol per il Brescia, cioè ne ha già segnate 3, cioè, Questa non era proprio occasione di mi sembra un po' esagerato il nostro solito amico. Ora si distende il Brescia, ma intercettiamo palla davanti alla difesa con Metlica che prova a mettere ordine. Sì, diciamo abbiamo un po' perso spinta in avanti, adesso sta provando a uscire un po' di più Brescia, 35° minuto. E il ritmo ora si è abbassato molto, mister, dopo l'inizio un po' scoppiettante. Stiamo facendo un po' più fatica a arrivare davanti, quello che dicevo prima, ci appoggiamo poco sul centravanti, su Sipos. Proprio lui che va in pressing solitario riconquistando il pallone e la rimessa laterale. Abbiamo chiamato. Per il resto non è che abbiamo concesso quel colpo di testa lì che è andato un po' in ritardo a chiudere sul cross, che dobbiamo stare un po' più attenti perché comunque poi giochi. Seguiamo la rimessa, Fausto, poi andiamo in break. 35esimo, vediamo se riusciamo a creare un'occasione. Tanto anche oggi sottolineiamo che, non abbiamo detto, attaccheremo sotto la norma nella ripresa e quindi questo lo annotiamo con piacere. Cerchiamo di tenere la palla lì dopo la ribattuta della retroguardia, Tanco, Sombrero, poi cerca il dribbling, ma c'è forse il fallo di mano. E sul fallo di mano di Tanco andiamo in pausa, poi seguiamo la fine del primo tempo. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Vediamo questo finale di tempo se riusciamo a creare un'occasione, perché lisciamo bravissimo Tanco. In scivolata un take l'anni 80. Questo è l'argentino. Ecco, esatto. Attenzione però domani un pochino. Non bisogna scherzare col fuoco lì, ragazzi. Un pochino fatica. Sì, perché loro 3 punti sono lì. Vengono a prenderti. Qualche errore tecnico lì lo puoi pagare a caro prezzo davanti alla difesa, davanti all'area di rigore proprio. Rizzo appoggia De Maria, sì, scambiano i due, Rizzo prova ad andarsene, c'è Metlica in marcatura. Trattenuta ma Metlica legale. lo tiene lì sulla bandierina, poi guadagna la rimessa dal fondo. No, la rimessa al fondo, sì, rimessa al fondo. Daniela che dà ragione a Fausto, è d'accordo con te Fausto sul commento del telecronista di Now Sky, insomma. Vabbè, ma si sa. E chi sia, non è un mistero. Sì, un pochino di ragione ce l'aveva anche Rizzo. 37, c'aveva anche? E un pochino di ragione l'aveva anche, dai, aveva la maglia totalmente tirata. Dici il giocatore loro, sì. Sì, un po' l'ha trattenuto Metlica, è andato molto di mestiere. Vediamo adesso Battistini che sale. Si è visto quasi più davanti che dietro Battistini.
Mister, però si impressiona. Dobbiamo aver fretta di giocare questi palloni di prima, questa è una palla da controllare, da gestire meglio. se tu fossi Valente, saresti soddisfatto di questo primo tempo, nel senso che non cambi niente per la ripresa? Ma così sì. Che vabbè, comunque la squadra è messa bene in campo, non stiamo subendo, No. anzi manca qualcosina davanti, quello sì, non riusciamo... Che non riusciamo più a servire bene le punte non adesso. riusciamo a appoggiarci su Sipos, che è quello che poi ti dà il tempo per far salire gli altri. Io Continuiamo a fare avanti e indietro e non riusciamo a stare un po' nella loro metà campo, un po' palla. ho l'impressione che magari possa valutare a inizio ripresa di mettere un centrocampista in più e togliere una punta, però Però sarebbe un segnale un po' di volersi quasi accontentare, di no? dire ok, non sono in grado di vincere, provo a pareggiarla. Sì, più che altro è Galeandro un po', cioè l'abbiamo cercato meno negli ultimi 20 minuti, intanto attenzione, sale di Molfetta quasi senza opposizione, l'appoggio laterale, la conclusione e quasi sulla linea di porta difende Romani, poi concediamo, guadagniamo la rimessa da fondo. Rischio qua. Cioè, il fatto di avere le 3 punte non è sbagliato, è logico, dopo devi dargli dei palloni diversi da gestire, è cosa che abbiamo fatto bene nei primi 20 minuti, poi man mano abbiamo un po' perso. Beh, avevamo forse i primi minuti un po' di più in azione pellegrina di Galeandro di là, secondo me, Anche sono un po' usciti. i 2 quinti hanno perso anche loro. Aui prova ad andarsene, no, non ce la fa e non guadagna nemmeno la rimessa da 3. Si è un po' attorcigliato su se stesso la Aui, un po' è partito bene, ma poi adesso si sta un po' complicando la vita. È andato un po' in sfiducia, diciamo, no? E magari parti bene perché vuoi metterti in mostra dopo, quando vedi che comunque sei un po' fuori dalle giocate, è normale. Tanto qua non riusciamo a uscire con Sipos, De Maria riconquista la palla, Di Molfetta si torna dietro. Intanto volevo farvi notare l'ho visto. titolo della Gazzetta: a 4 mesi dalla porta. Per quanto ci piega un pallone della in porta, scusa, per essere stato un errore a 4 mesi dalla porta, quindi ma no, poi è indifferita, lo sapremo tra... è come il viaggio nello spazio. Allora, Lecco, che adesso i ritmi sono bassissimi, si cammina un po' col Metodica che cammina col pallone in mezzo tra i piedi. Però siamo noi che abbiamo rallentato, perché loro questo ritmo l'hanno tenuto per tutta la partita, poi accelerano di solito quando arrivano lì davanti. Sì, noi però dalla mezz'ora in poi abbiamo un po' rallentato i ritmi, troppo, fatichiamo un pochino, come diceva il mister prima, ad arrivare dalle punte, anche qua buttiamo via il pallone, siamo un po' in Zanellato. Ma cosa fai Zanellato? Mezz'ora per cacciare quel pallone, sembra Locatelli, cioè. È alto il pallone, stava aspettando che scendesse, anzi ha rischiato di fare anche fallo. Sì. E Tanco qui riesce in qualche modo a intercettare, ma la palla torna in possesso del Brescia. Siamo inaspettatamente addormentati. Anche qua non devono fargli fare sti cross, devono uscire prima, devono accorciare prima. Siamo un po' corto di energie, Furlan esce. Vediamo se suona la sveglia Furlan e i suoi compagni. Al 41esimo ci avviciniamo alla fine di questo primo tempo, che insomma ci regala un Lecco un po', che chiude il tempo in maniera un po' così. Forse siamo partiti anche un po' troppo forti. Sì, siamo un po', adesso siamo un po' in difficoltà. Un po' in riserva. Alla Wii no. Palla sempre nei piedi dei bresciani a ora, quindi... Rimessa di Gori verso il centro del campo. E da casa Giancarlo ci sottolinea una cosa di cui non abbiamo parlato, però... Tanco continua a fare... Manca la spinta di Furrer. E il Furrer... Sì. Furrer delle ultime 2 o 3 partite... ho detto il Furrer è la nostra guida, è inutile. Ha fatto bene, oltre il gol nell'ultima partita. È un giocatore che punta all'uomo, sì. che va... E manca un po' quello stasera, perché non lo stanno facendo né alla Wii né Galeandro, che magari va molto in verticale ma vuole più la palla addosso, no? Che non per saltare l'uomo, magari lanciato in velocità. Ancora Brescia di Molfetta in posizione di cross, lascia De Maria attaccato da Critta, De Maria prova a liberarsene, non ci riesce, alla fine arriva anche Rizzo in sola posizione,
riusciamo in qualche maniera ad allontanare il Sì, rimessa ma laterale. un po' un cercare di arrivare alla fine del primo tempo, mi sembra, adesso come adesso, perché Sì, abbiamo stiamo un po' perso- faticando. abbiamo perso un po' di metri. Sì. Sì, siamo in difficoltà fisica. Io non so se, per quello che vi dicevo già prima, ero convinto che il mister potesse poi alla fine del primo tempo magari cambiare già qualcosa. Però, se non è che, anzi, togli una punta, ti abbassi ancora sì, no, di ti più, abbassi di più, però da quel punto di vista lì non è neanche quello. Dovrebbero riuscire un po' a tenersi un po' di più la palla. Cazzadori sul punto di battuta della rimessa laterale, non penso ci sia recupero, perché non si è mai fermato il gioco. Recuperiamo palla con Galeandro che dribbla bene in mezzo al campo, poi non ha per la compagni panchina liberi. dell'Ecco non c'è nessuno. Inquadrato di Molfetta vicino al battitore della rimessa in gioco, De Maria. De Maria cerca compagni liberi, nessuno si smarca, alla fine va per Cazzadori, che era quello, no, era Cazzadori, poi si torna indietro da De Maria. Tengono molto palla loro ora, un po' troppa disinvoltura. Sì, stiamo cercando noi adesso di chiuderci un po' dietro. Romani allontana, prova Galeandro, non riesce a tenere palla, la riconquistano i giocatori in maglia bianca, che avanzano con Rizzo sulla sinistra, la su di lui, l'appoggia De Maria, sul quale c'è Critta che lo costringe ad accentrarsi, non ha sfogo sulla fascia De Maria, quindi si gira alla ricerca di compagni liberi, deve tornare dietro da Pasini. Zennaro. Tentativo di filtrante centrale, poi no, Sipos, troppa fretta. Si aspettava un attimino, poteva anche Questa andare poteva lui. essere sì un'occasione sì, interessante, una situazione interessante. Perché i due stavano scappando su Galeandro, lui poteva girarsi e partire lui. No, ma poteva aspettare un attimo e fargli prendere velocità a Galeandro, che gli sarebbe mai ripassato anche davanti sulla corsa. Sipos anche qui non ha la scelta migliore. Pasini per Gori. Scade ora il 45esimo e fischia. Hai avuto ragione tu, se non c'è recupero. Cerbasi Erminio, che non è la Giana ma è Cerbasi Erminio. E quindi 0-0 alla fine di questi primi 45 minuti. Tra poco andiamo da Benedetta allo stadio, vediamo se anche lei ha avuto questa sensazione di un Lecco che è partito bene, molto bene, ha avuto una fase interessante in cui è riuscito a giocare bene palla a terra, anche con trame di gioco veloci, massimo 2 tocchi come dicevi tu mister, arrivare dalle parti di Gori, poi ha fatto un po' più di fatica invece negli ultimi 10-15 minuti a costruire e arrivare là davanti. Ha subito un pochino l'iniziativa del Brescia, che però ha avuto solo quelle 2 grandi occasioni nella prima parte del primo tempo. Questa è un po' la sintesi di quello che è accaduto. Tra poco sentiremo anche dalle parole di Benedetta e cercheremo di capire anche se si muove qualcosa già la panchina dell'Ecco. Non so se in questo intervallo manderà a scaldare qualche giocatore valente, vedremo se ci sono comunque tante alternative, no? Perché Marrone, Mallamo, Bonaiti, Ndong, Miali, Frigerio, Lovisa, Rizzo, Nove e Anastasini ci sono. Sì, potrebbe riportare il solito schema con un mediano nei 3 davanti, visto che alla UI è un po' calato. Potrebbe entrare Frigerio per dire, o Anastasini. O Mallamo. Cioè, che è comunque un giocatore più offensivo, però, o Mallamo. Benny, mi senti? Sì, ti sento. Allora, non so se tu sei d'accordo con noi. L'Ecco ha iniziato bene, poi dalla mezz'ora in poi è un po' calato. Non sappiamo se perché ha speso tanto questo atteggiamento molto propositivo nei primi minuti, oppure se perché il Brescia proprio che ha preso un po' più iniziativa. Sì, analisi giusta, un po' entrambe le cose credo, nel senso che l'atteggiamento mostrato nella prima parte di questo primo tempo è stato molto un po' aggressivo, il Lecco ha corso tanto, ha speso tanto, ha pressato ed era un po' quello che ci aspettavamo, no? Lo dicevamo prima del fischio d'inizio. Comunque con 3 attaccanti in campo era un po' quello che si aspettava. Poi, come dicevi anche tu, il Brescia ha alzato un po' il giro del motore, ha attaccato anche con più continuità, con più ordine, con più cattiveria e quindi insomma è cresciuto un po'. Però ti dico, dai, comunque un buon Lecco, secondo me, qualcosina chiaramente da rivedere, però
ti dico buone sensazioni, non so voi come l'avete vista nel complesso. No, noi l'abbiamo vista bene, nel senso che ci è piaciuto il Lecco del primo tempo, assolutamente. Peccato non aver concretizzato, è andata bene comunque anche le 2 occasioni che il Brescia ha avuto, sono state 2 occasioni importanti, quindi bravo Furlan ancora una volta, quindi tutto sommato il pareggio probabilmente è il risultato giusto per adesso, credo io. Sì, sono d'accordo con te, perché il Lecco ha avuto quel buon momento intorno al quarto d'ora, 10°, insomma 15°, in cui effettivamente avrebbe potuto segnare, però anche il Brescia ha avuto le sue occasioni, quindi ti dico alla fine pareggio giusto. Secondo me adesso nel secondo tempo potrà segnare, potrà sbloccarla chi manterrà anche i nervi più lucidi, più saldi, chi rimarrà più lucido insomma, e ci puoi mettere anche più qualità magari, perché secondo me al Lecco è mancata un pizzico di qualità davanti. Alla UI comunque non ha sfigurato assolutamente, anzi mi è anche piaciuto, però forse un pochino acerbo ancora, e quindi in alcune giocate ha un po' peccato insomma di inesperienza. Sì, Sì, dimmi. No, dicevo Galeandro, anche lui in realtà non mi è dispiaciuto perché ha avuto un'occasione nitida, forse anche un paio, non precisissimo, però ha dato quell'impressione, no, di poter essere nella serata giusta per sbloccarsi, visto che non ha ancora segnato in questa stagione. Ecco, però davanti è mancato qualcosina, è mancato quel guizzo, secondo me. Sono d'accordo, nel senso che noi abbiamo visto un buon Galeandro, anche noi da qui, vivo quantomeno rispetto alle ultime uscite. Mentre alla Wii ha detto bene, secondo me Stefano, quando ha detto si è un po' attorcigliato su se stesso, è partito bene e poi è andato un pochino, si è un po' perso, forse anche un po' innervosito dal fatto di non riuscire a trovare la giocata, no? E quindi esatto, un po' in sofferenza, però nel complesso buono. D'accordo. Poi comunque ha a che fare con giocatori molto più esperti di lui, voglio dire, quindi glielo si può anche perdonare, magari un po' di poca malizia, di inesperienza, ci sta. Adesso vediamo se Valente deciderà di continuare con lui o se magari cambierà qualcosa, però sinceramente anche se la sua partita fosse vinta qui sarebbe sufficiente secondo me. Assolutamente. Sì. Secondo te Valente è soddisfatto di questo primo tempo? L'abbiamo visto un paio di volte scalciare, anche non so se una bottiglietta o qualcosa un po' nervoso. Beh, ci sta, perché comunque lui chiede sempre tanto ai suoi, soprattutto non accetta errori dovuti a distrazioni, anche in fase difensiva, no? Sappiamo che ci tiene molto, però al di là di tutto, nel senso, è giusto che lui si senta molto questa partita, che sia in tensione agonistica, quindi ci sta, sappiamo come reagisce lui anche a piccoli errori, piccole sbavature. Secondo me però può anche essere abbastanza soddisfatto del suo Lecco, soprattutto di quello che si è visto nella prima parte, intorno fino al 30°, come dicevi anche tu, il Lecco ha giocato bene, ha messo alle corde il Brescia in certi momenti, ha anche sofferto, perché ha sofferto, Furlan ha salvato il risultato almeno in un paio di occasioni, però ecco, non ha sfigurato, insomma avrebbe anche potuto segnare, quindi ripeto, magari qualche correttivo lo apporterà subito, però nel complesso secondo me può anche essere soddisfatto. Assolutamente, siamo d'accordo con te. Va bene, vedremo se ci saranno poi dei cambi e chi sarà per primo a entrare in questo primo quarto d'ora magari della ripresa. Ci vediamo, Ci sentiamo più tardi, Benny. Perfetto, a dopo. Ciao. Rientriamo, noi ci prendiamo piccola pausa, torniamo però per raccontarvi la ripresa tra qualche minuto. Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.
Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15 a Oggiono, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluids, il partner più affidabile nell'automazione industriale.
Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu-celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su squadra e società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno, Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Torniamo in diretta per raccontarvi, seguire la seconda parte di questa gara 0-0 tra Lecco e Union Brescia dopo i primi 45, però una partita che rimane molto molto incerta e aperta. Meglio il Lecco nella prima fase, nel primo tempo poi il Brescia si è fatto preferire nell'ultimo quarto d'ora. 2 occasioni per il Brescia, direi una e mezza per il Lecco, più o meno siamo lì. Leggiamo qualche altro messaggio dei nostri amici da casa. Allora, Stefano, ma soprattutto ci manca la spinta di Frigerio. Poi Gianluca, buonasera. Tutti saluti da Gianluca di Scandriglia. Ciao Gianluca, il nostro amico da Scandriglia. Dalla campagna laziale. Walter, senza furore vuol dire tanto. Davide, buonasera dalla nostra bomboniera. Davide dello Stato, salutiamo, speriamo nel secondo tempo perché ci ha visti abbastanza spenti per ora. Walter, faccio un pronostico, vinciamo 1-0 gol di Sipos, speriamo. E Walter però non è d'accordo, dice basta che non entra Frigorifero, che credo sia Frigerio. Davide, io toglierei Galeandro e Pellegrino, metterei Ndonghe e Rizzo. Valenti intanto se la ridacchia parlando con un assistente, e non lo so Ndonghe perché rientra oggi la prima convocazione, ma magari nel finale, però non lo so, non ha un gran minutaggio suppongo. Stefano invece dice se gioca Frigerio c'è speranza. C'è un po', gli umori su Frigerio sono un po' altalenanti. Dipende di quale Frigerio si parla. Se quello dell'anno scorso, della prima parte di stagione è buono, quello dell'inizio di quest'anno meno. Walter, dentro Ndonghe, Geo Leo sono allo stadio. Ciao Leo. Vediamo un pochino, questo inizio di ripresa ci potrà dire quantomeno se il Lecco riesce a recuperare un po', iniziata intanto in questo momento. Non ci sono stati cambi? Non credo. No, dico, non ci sono stati. Così no. Era una formazione. Era una formazione. No, quindi si va avanti con questi 22 effettivi, vedremo se poi Valente avrà qualche idea. Intanto qui ottima l'apertura, no, sbagliata di Critta per Pellegrino. Ha avuto un buon intercetto, poi ha aperto per un esterno, ma Pellegrino abbiamo visto fa praticamente la mezzala. Sì, si accentrava, stava andando da tutt'altra parte invece di cercare l'esterno. È mancata un po' la spinta, soprattutto di Critta nel primo tempo. Sì, poi ti ripeto, io sono più per andare piede giusto sulla fascia. No. Magari quando inserirà Rizzo. Palla che filtrata in area non siamo riusciti a giocarla. Sì, c'è stato un tentativo di intercetto di Battistini non riuscito. Adesso ripartono loro sulla sinistra con De Maria, c'è Critta in copertura. De Maria c'è una bella partita, purtroppo. Palla centrale, l'1-2, la conclusione che si spegne di non molto a lato. Furlan in volo, ma poteva farci poco. Queste giocate non ce le abbiamo, quel 1-2, quel tiro da fuori, quella arrivare su, sì, appoggiarci. Di Molfetta. Vedi questo appoggio. Sull'appoggio di Spagnoli. Dai Spagnoli, sì. No, non ci arriviamo mai noi a fare questo. No. Noi giochiamo più magari sulla giocata singola, sì, no? Dico che non è che hanno fatto chissà cosa, è un dai e vai. Però hanno fatto bene, sono arrivati a calciare al limite. La porta e gol, e vince la partita magari su una combinazione. Sì, non ha mancato di molto il bersaglio. E palla a fil di palo, quindi... No, e poi soprattutto Zanellati e Metlica lì davanti non è che fanno molto scudo, quindi
E alla Wii... non riesce a giocare il pallone. Alla Wii si è un po' davvero perso nel corso della partita. Anche qui non... Un po' di fiducia, comunque... Perché anche qui Tsitsipas aveva fatto una sponda buona, la Wii sulla tre quarti poteva mettere giù il pallone e avanzare, invece ha mancato un po' il controllo. Adesso vediamo la pressione degli avanti blu-celesti con... Si spendono tutti e tre in una cioè noi pressione. a livello poi di voglia, di corsa, di andare, cioè non siamo secondi a nessuno, ci manca un po' di qualità diffusa, qualità diffusa in come tutti gli 11, prima complessivamente. Paolo, che ha detto una cosa giusta, qualche schema in più davanti, qualche movimento un po' più, diciamo, ripetuto nell'andare a portare l'uomo al tiro, arrivare al cross, perché noi ci arriviamo però sempre un po' così su situazione, diciamo, molto casuale, non vedi la stessa azione rifatta 2 volte o dei meccanismi che dici cross in area, Furlan. Bravo Furlan a uscire, anticipare una possibile minaccia bresciana, proviamo a uscire. Gli stiamo lasciando molto spazio però sulla nostra tre quarti. Qui Metlika va a prendere il giallo di... Questo è un bel giallo. Di Rizzo. Slalomeggia. Bravo, Metlika mi è piaciuto molto oggi, ragazzi. Uno dei migliori nel primo tempo. Mercati e Rizzo, solo 2 ammoniti? Sì. Cioè, scusate, Rizzo... Sì, Rizzo, scusa. Sì, qua ci ha provato una prima Un Rizzo di qua e un poi Rizzo di là. Rizzo lo ha battuto. Rizzi per tutti. Intanto Fausto, mi sa che volevi dire qualcosa, vai. Sì, ci è arrivato il dato degli spettatori, Sì. 4.378. Bravo, ho detto che si superava oggi. 804 ospiti. Si superava i 4.000. È come in Serie B. Non fate ste cose, per sì. punizione dalla nostra difesa le consegnata gentilmente al loro centrocampo. Per fortuna che non ripartono, anche se adesso hanno possesso palla con Pellegrino che ingenuamente... Ah no, non è fallo. Non gli ha dato fallo, ha dato una spinta. Poi però... Sì, però ci penso... Madonna mia. Recupera palla in take, 2 falli non fischiati a Pellegrino. Pellegrino ha battuto 2 volte l'avversario, ha fatto 2 boiate terrificanti, ma ne è uscito vincente. Sì, è uscito pulito anche, soprattutto perché... Attenzione, bella questa tocco. Larga. No, cos'è successo? Cosa ha fischiato? Cos'è? Perché il gioco fermo? Perché? Se la ridacchia anche. Perché cosa ha Che fischiato? dice, volevi andare a segnare, Sai che l'ha controllata col braccio. Sì, non potesta anche Non dica scatenato, ma no, dov'è? Alla Wii, no, di petto, dai, no. Non era braccio. Non puoi fermare questa azione per questa roba qua. Hanno alzato, Ma dai, stavamo andando in hanno porta. alzato la mano Ho capito, su chiamata, cos'è? sì. Tipo il VAR su chiamata. Ma lei perché, posso chiedere, ma perché noi andiamo a fare quelle stupidate Stiamo rischiando lì, tanto. sul limite dell'area di rigore? Ma spaziamo a sta palla. Ragazzi, Zanellato però oggi... Dov'è? Può giocare in 10 e mezzo oggi. Cioè. No, non è che non c'è ha del fatto tutto. malissimo. Però lì davanti fatica, Fatto fa un poco, po' più di fatica. Ma molto probabilmente anche il fatto di giocare in Cioè, 2, mentre Metlika si chiede qualcosa in più anche a livello dinamico e magari fa un po' più fatica. Fa più fatica e quindi anche un po' meno lucido. Ma poi. giocare così forse potevi iniziare, la butto lì io, con Mallam e Metlika? Attenzione, il cross messo fuori da Anche adesso Romani, potresti anche poi pensare. Pellegrino non tiene palla. E io diciamo che Pellegrino alla Wii forse inizierei a pensarci un cambietto, Sì, siamo al 50°, sappiamo che il mister prima del 60. Anche i Miali, no? Spagnoli, il cross sul secondo palo, Pellegrino con molta fortuna riesce a far sfilare il pallone. Diciamo che Pellegrino spavaldo adesso. Si è trovato alle spalle il giocatore, ha rischiato un pochino anche qua. Perché Spintarella gliela con dà. molta fortuna è riuscito a far passare il pallone e armati dietro di lui non è arrivato sulla sfera. La mezza spinta gliela data, sta Dai, un po' rischiando. adesso- Sì, non è una spinta da No. rigore, però No, beh, trovi l'arbitro un po'... se la riguardi al VAR magari lo dai, in diretta no. No, soprattutto quando giochi contro il Brescia, no, contro quelle davanti, trovi l'arbitro un po'... Ecco, io però non Valente riflette, guarda il campo. Sul fondo il nostro Matteo Bonacina che parlava con un collega fotografo, non so se avete apprezzato. Scambiavano opinioni. Metlika sbaglia sull'errore di Tanco, però si prende il giallo, bravo. il Fallo, scusa. Tanco non ha fatto un passaggio perfetto per Metlika che ci ha messo la gamba e si è preso anche una bella botta. Una bella randellata, sì.
Sul piede? È entrato bene con la spalla. Sì, sull'anca. Vediamo se... Io sinceramente un paio di cambi li farei. Sembra un po'... Metallica sembra un po' in difficoltà, sembra un po'... Dalla botta, dici? Sì, un leggero Però magari mancamento. Ma perché gli ha preso il piede, non è che... Ma è forse sul lato. anche sul costato. Sul lato, sì. Tanto ha la borsa di ghiaccio in testa, gli ha messo. Perché sembrava un po'... Un po' intontito? Un po' intontito, sì. Vedi? No, sembra forse che gli manca un po' il respiro, magari. Sì, che... Tanto piccolo aggiornamento a chi interessa, Norris secondo ha passato Leclerc. Alle spalle di uno scatenato Max Verstappen. È un scatenato fino a un certo punto, infatti Norris probabilmente ha cercato a tutti i costi di passare Leclerc perché è lì vicino. Per andare a prendere Verstappen e adesso vediamo. Vediamo l'aggiornamento anche dalla Formula 1, siamo multisportivi. 10 secondi e 9. 10 e 9. Mentre Milan e Fiorentina sono sullo 0-0. Leclerc tra l'altro partito con la gomma rossa. Sì, c'è, ma Pavlovic l'occasione finalmente... è ancora 4 mesi da... No, l'hanno aggiornato, non c'è più, quindi penso siano trascorsi 4 mesi. Tanto c'è Metallica che esce perché deve uscire, ma credo che possa rientrare. Tanto Hamilton che attacca ancora Leclerc, come ieri. Palla Furlan. Spavaldo Hamilton, vuole andare a prendersi il podio. Qua intanto 53 minuti, ripreso il gioco, non è ancora entrato nel vivo il secondo tempo, vediamo se Galeando guadagniamo però una bella rimessa. Non l'ho ancora vista però adesso in pressione. Così, andato a prendere un po' in castagna Sorensen. Non entrava nelle azioni Galeando. Dai ragazzi che si può fare, tanto parla con la panchina. Beh, hanno cercato poco. Valente con la dottoressa. No, sta andando a prendere Boinaiti. Con la dottoressa Iroldi. Sulle condizioni. Sembra che stesse andando a prendere Bonaiti. Su condizioni di Metallica. Palla dentro. Vediamo, riesce a sbogliare De Maria. Dici potrebbe esserci Bonaiti per Metallica? Perché ho visto che lo andavano a prendere Bonaiti. Tanto Metallica è rientrato. Tanto con bruttissima cosa, anche loro sbagliano. Adesso Tanco, non sbagliare, non perderla. Che col brivido. Mamma mia. Dribbling col brivido di Tanco. Rischio. Poi apriamo bene a sinistra. Un rimpallo l'ha favorito. Pellegrino intanto sbaglia completamente, una roba inguardabile. Però riusciamo a una serie di orrori fra tutti. Alla fine ne usciamo noi sulla tre quarti. Dai Zanellato per Critta dorme, che si addormentano. Critta dorme. Poi lo placca fino a che non fischia il fallo. Critta non è quello dell'anno scorso, comunque a me bisogna dirlo però, cioè nel senso che non è più quello che aveva quella corsa fantastica che arrivava sul fondo sempre. Qui è l'ha graziato, questo è giallo. Sì. E però anche il primo non l'ha dato al primo. Però questo è giallo. Sì, questo è giallo, trattenuta ripetuta platealmente, sì. Di Molfetta Battistini lo costringe ad arretrare. Per adesso è una partita 0-0 che però potrebbe vivere di qualche... Si è imbruttita adesso. Palla larga del Brescia che va da Armati libero di crossare, palla sul secondo palo, alto sopra la traversa. Colpo di testa di De Maria. Sì, che ha stretto, poi incita i tifosi. De Maria col suo pari numero Tanco. Si spiegano. De Maria è saltato sulle spalle di Critta che era fermo, De Maria arrivava come un treno. Fortuna la sparata alta. Allora ci prendiamo una piccola pausa, credo Fausto, e poi torniamo per seguire questa fase di ripresa. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluids, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Fallazzo.
Fallo nell'area di rigore Su Tanco. del Lecco, però. Che era Spagnoli, però Tanco che l'ha subito, Sì, l'ha subito su Armati, però Armati stava rischiando di andare in porta con Pellegrino, che non ho ben capito come è riuscito a fermarlo, però c'è riuscito. Guarda che si tocca l'addutto. Ma sei qua, mi sa che gli è caduto, gli ha dato una tacchettata. Poi bravo Tanco ad anticipare lì, se si incrociano male sbaglia rigore. mezzo frazione di secondo è rigore. Cosa, Fausto? No, è diventato parco Cerbasi con i gialli. Già 2 volte. Una fase di partita non bella, molti errori. Metellicca che intanto è rientrato, c'è fuori gioco. Si sta un po'... Ah no, fuori gioco loro, cioè nostro quindi fallo per loro. Sì, è diventata un po' complicata questa partita da seguire, tra le decisioni arbitrali e gli errori, il gioco alla Wii, intanto che anche qui in teoria era anche qui da giallo alla Wii perché ha allontanato il pallone. Alla Wii è un po' in difficoltà, ha iniziato bene, poi... Beh, ormai siamo arrivati al quarto d'ora, quindi il limite... Le sostituzioni. Il limite da contratto che hanno messo a Valente dei cambi non prima del quarto d'ora sta per scadere. Allora, io credo che possa entrare... Rizzo e Frigerio, ma io ho visto Bonaiti, non vorrei però... Ma io te la butto lì, sai che anche Mihali, però... E Orizzo Miali per Pellegrino, così il Carritta torna di qua. Miali può essere una bella alternativa. Finalmente fanno vedere anche la tribuna, gremita. Certo che entrare col Brescia... vabbè. Chi? A Miali, dico, è un po' che non gioca, rientri diretto col Brescia. D'altronde, se vuoi fare quel campionato... No, un paio di partite fa ha fatto tipo uno spezzone alla fine, no? Secondo me gli fa solo bene a quei ragazzi qua entrare a partite anche così. Parte la battuta di De Maria, filtra in area, il gol. Però fuori gioco mi sembra di aver visto, Gol del Brescia. Sembra che Spagnoli fosse bene al di là della linea, vediamo. Adesso. Lo sviluppo di piazzato, no? Lo chiameranno sicuro il VAR perché hanno alzato tutto il braccio, quindi... Sì, gestita malissimo dalla retrograda del Lecco, se non è fuori gioco. Perché la battuta è stata al centro dell'area. No, regolare. A me sembra fuori gioco. No. Da lato mi sembrava leggermente fuori gioco. Sì, il passaggio lo fa lui. È Romani nell'eventualità qui che lo tiene. Quindi è Spagnoli che... No, scusate, al centro dell'area il tocco di Armati. Spaccata di Armati sul palo, sull'altro palo, e interviene Spagnoli. Spaccata. Sì, bisogna fermare sul tocco di ginocchio. E la prima inquadratura era giusta per vederla. Ci sarà il check, credo, no? Beh, penso proprio sì, hanno alzato tutti la mano. Anche perché stanno aspettando, quindi va a controllare anche il giocatore del Brescia da lontano, cerca di dare un'occhiata. Sì, ma facessero rivedere l'azione, poi ce l'hanno, replay, fatecelo rivedere. Sarebbe la prima volta che il Lecco va sotto con Valente. Quest'anno? Sì, beh, da quando c'era... Sì, da quest'anno, sì. Sembra di no, sembra che sia buono. Sembra che sia buono. E adesso ancora di più i cambi. Ma perché non fanno rivedere l'azione? 60esimo, bisogna cambiare qualcosa ora. Niente, non ha fatto rivedere. Non si saprà mai se era fuori gioco o no. Fidiamoci. No, ce lo fanno vedere come se noi potessimo in qualche modo influire sulla decisione dell'arbitro. No? Beh, lui arriva in corsa, bisogna capire se era già... Era al limite. Tanto qui si può sfonda sulla destra. Si mette male. Ah no, però non ha dato fallo di Sipos o sì? Sì, fallo di Sipos. Sì, ha dato fallo di Sipos. Si mette male un po' perché anche Sipos oggi pressa, ma non le arrivano palloni, ragazzi. Non è molto... No. Quanti palloni gli hanno dato? No, nessuno. Zero. Giocabili nei piedi da fare uno... Ma neanche lanci lunghi. Sono d'accordo, non ne ha avuti. E poi non capisco perché poi non cambia. Cioè potrebbe fare un paio di cambi
anche solo per dare una sterzata, qualcosa. Alla Wii è fuori gioco completamente. Pellegrino in ambush, qui adesso ancora perdiamo palla. Zanellato in qualche maniera riesce a intercettarla. Poi non dobbiamo perderla, Battistini invece no, la perde. Doveva darla dietro, non lì. Palla dentro, per fortuna non c'è nessuno. Furlan fa solo la sfera. C'è ancora mezz'ora, Sì, infatti, cioè io non capisco perché l'immobilismo di Valente, non lo capisco. Ma lui che di solito al 60° 2 cambi li fa... Attenzione, un po' in difficoltà. Battistini, problemi. Battistini si accascia, ai. Adduttore. Cambio. Chiama il cambio Battistini, quindi almeno Battistini dovrà cambiarlo. Marlone, penso che sia il cambio ovvio. Naturale, sì. Con Tanco che probabilmente andrà sul centrodestra. Magari adesso che il gioco è fermo, fateci rivedere l'azione del gol, no? Vediamo se Battistini potrà oppure proseguire, oppure dovrà entrare, come dicevi tu, per forza Marrone. No, Battistini ha chiesto il cambio, non penso che un giocatore come lui... No, ha chiesto lui, se ha chiesto lui allora. Sì, ma questo replay è inutile se non e l'abbiamo capito, quindi facci rivedere l'altro. Col Brescia che poi va a esultare sotto la Sud, gremita di tifosi. Anche perché ci sarà il fermo immagine, perché se hanno valutato... Sì, se hanno valutato per forza. Ma di solito lo facevano vedere le altre volte. Non lo rivedremo mai. Dici, Fausto? Non lo rivedremo mai, neanche negli highlights lo rivedremo. Era al limite perché Romani di qua che fossero... Sono sicuro, non lo metteranno mai. Perché? Perché se è sbagliato non lo fanno vedere. Certo che non lo metteranno mai. Se è sbagliata non la fanno rivedere di sicuro la chiamata. Battistini intanto che esce lascia la fascia, credo, a Critta, penso il capitano. No, anche perché se hanno fatto la verifica, scusate, c'era fermo immagine, dovevano farlo vedere. Ma lo fanno sempre rivedere. Per qua chiama ancora cambi. Anche da casa chiedono cambi, Giancarlo, qualche cambio dai bagagli. È da 10 minuti che ma perché sono fermi adesso? Cambio. Ok. Anastasini per? Ma penso Pellegrini. Alla Wii. No, Bonaiti, Anastasini per alla Wii e credo Zanellato. Dici? Sì, dai, non penso che... Infatti Zanellato, Bonaiti... Un po' tardivo come cambio, perché adesso serviva un po' di più Zanellato, adesso in teoria. Però non ne ha secondo me, sai. E però dico, piuttosto Bonaiti serviva sullo 0-0 per tenere lo 0-0. Vediamo Anastasini, chance importante per lui al 64esimo. Per Battistini. Scusa, no. No, Miali per Battistini, anche Miali. Avete visto i due giovani dentro? Allora. Critta torna ad essere a sinistra, sì. Sì, a fare il... Io confido in Jason. James Dean, Anastasini. Critta a fare il braccetto, sì. Romani lo mette... Vediamo. Sì, può essere. Certo che però ha grande fiducia a due ragazzi come Miali e Anastasini. Cioè, stasera è spregiudicato Valente nelle scelte, nel senso che ci sta, vediamo, perché comunque hai Frigerio, Rizzo, sì, poi per il resto noi ci saremmo aspettati magari Marrone per Battistini, cioè scelte un po' più classiche, ruolo su ruolo, invece lui ci stupisce. Magari vuole gente fresca, vuole gente di gamba. Sì, gente, sicuramente sono di gamba. No. Vede chi sta bene. Gambe fresche sono fresche, Anastasini Miali. Non è che abbiamo... Critta a destra. Quindi Critta è andato a destra a fare il braccetto. Anzi no. A sinistra. No, qua. No, sì, a destra. No, dov'è Critta, scusa? No, rimane a 5 dietro. Ha messo Miali nei tre dietro. Miali nei tre dietro, sì. Con Critta davanti, a meno che poi non si scambieranno, ma... No, c'è Miali come braccetto. Sì, è partito lui. Meno che poi davvero siano intercambiabili, però Critta. Infatti, guarda, sinceramente è meglio Miali dietro, forse, che è più difensore forse di Critta, che adesso sfonda e viene atterrato. No, si gioca. Con il giallo anche, però non fischia niente. Vantaggio. Siamo entrati in mood Cellino qui, tanto, però. È entrato poi dopo la riconquistiamo. Il Brescia è entrato nel mood Cellino adesso. Sì, scusa. Tra il gol in fuorigioco non fanno vedere il replay. Ammonizioni mancate. Jason va sul fondo, la palla rimane lì.
può ritentare il dribbling, riprova col fondo, la parabella non arriva al Sipos, rimane lì, non può però Critta correre. Fallo di Critta su Di Molfetta, che non esiste perché non era fallo. Ci è voluto un ragazzino per vedere un cross. Sì, qua Di Molfetta a terra, ma non c'è stato niente assolutamente. Qua, niente di niente, niente di niente, niente, no, ma neanche un contrasto. Sto parlando con Paolo in regia, ma non è neanche un contrasto, dai. Andiamo in pubblicità, poi seguiamo se c'è la reazione o no del Lecco. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296 trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Ci prova il Lecco arrembante. Jason, vai sul fondo ancora, il cross sballato fuori, qui si sfida un po' troppo il suo coraggio, però ci prova. Critta che ha cambiato passo, ha cambiato passo. Sì, Critta ci ha riprovato ancora, è andato per vie centrali, Pellegrino allargato. Tanto qui cambio anche per loro, esce Mercati ed entra Balestreri. Balestrero. Sì, Balestrero. Ex Feralpi, sì, l'anno scorso, non lo ricordo. Sì. Sempre Feralpi, se no. Giannino, salute tutti da Roma. Questo è il momento di avere fede. Spero il nostro colpo di lato B. Acceso un cero a San Niccolò. Walter, chi è entrato che ho perso la connessione frigorifero? No, non è entrato frigorifero. Sono entrati Bonaiti, Anastasini e Miali per Zanellato alla Wii e Battistini. Battistini obbligato. Battistini obbligato all'infortunio, è sceso Miali, si è abbassato subito a fare il braccetto con Anastasini che invece gioca largo a sinistra, allarga molto il gioco davanti, nei tre davanti. Bonaiti di testa, poi in qualche maniera sporca il tocco del Brescia, prova Critta a ripartire con la cercando cose scambio. un po' troppo difficili adesso però elaborate. Però rientriamo bene con Critta che va sul pallone, cerca di guadagnare il fondo e guadagna. Bravo Critta. La deviazione di Dai, c'è tutto Calzadori. il tempo di provare, no, a recuperare questa partita, quantomeno di pareggiarla, sarebbe molto importante. Ale, iniziano a morire i giocatori del Brescia. Mercati era il capitano, no? Sì. Perché Balestrero ha preso la fascia. Sì, Balestrero ha preso la fascia e è uscito Di Molfetta. È uscito anche Di Molfetta? Molfetta era il capitano. Sì. Quando è uscito? Ma sono perso. Chi è entrato, scusi? Oddio, non so se è uscito, se ha preso semplicemente la fascia da Di Molfetta. Non so se... Anche Di Molfetta non l'ho visto uscire io però. Dici però, raramente cambia, si cambia durante... Se uno non è uscito il capitano, no? Ah, però vediamo. Però sembrerebbe ancora in campo Di Molfetta, sai? Sipos, attaccato, si difende bene. Partita difficile di Sipos, sì, ragazzi. Di Molfetta c'è ancora. Sì. Quindi Non accade spesso questa cosa, no? Ma ricordo fosse solo a Roma De con Rossi, Totti. De Rossi Totti, sì, quando esce... Sì, magari il capitano vero in panchina quando entra. Beh, però in teoria non dovresti farlo. Ma è come quando fanno premiare il capitano che non sta giocando le coppe. Io mi ricordo tipo un Tassotti che alza la Coppa dei Campioni, cioè è il capitano della partita, è lui. Sì, in quel momento lì è lui. Sì. Che come ha detto poi successivamente l'ha alzata al contrario. Tanto dialoghiamo. No, Pellegrino era una buona chance. Ah, Pellegrino, arriva la ripresa di Bonaiti che combatte sul pallone. No, ma no, si prende la munizione. Ma si prende il giallo, sì, ma il giallo se lo prende per protesta. Sì. Però aveva arpionato un gran pallone a centrocampo, poi parla ancora, sta zitto. Infatti via, portate via Bonaiti, ragazzi, da lì. No, stava parlando con gli spagnoli. No, ragazzi, preso palla. Oddio, non vorrei che avesse fischiato quel primo fallo, perché qua prende palla. Sì, più che altro è un po' plateale, c'è un po' ostacolato prima, da dietro, quando cade male. Sulla scivolata prende la palla, diciamo il fallo è più prima.
o magari l'arbitro qui tratto in inganno un po' dalla... No, più che altro che poi protesta, ecco, magari il giallo per protesta se lo poteva evitare. Beh, diciamo, tratto in inganno, diciamo che il secondo tempo l'arbitro ha preso, Sì, ha preso una certa strada, diciamo che così. non ha arbitrato bene. Diciamo che non è molto severo col Tanto Brescia. buttano via quasi il pallone loro, però lo recuperano. Su questa punizione battuta onestamente male perché c'era il compagno un po' impreparato. Attenzione, il cambio di gioco, la deviazione Sipos, sta attento a non fare fallo perché era in aria, ok, bravo. Poi Anastasini con coraggio guadagna la punizione. È entrato bene Anastasini, Ma Anastasini anche l'anno scorso, la prima partita che fece, me lo ricordo, personalità a 1000. Sono entrati tutti e tre bene, direi, cioè, i cambi sono entrati... E Miali poco, diciamo, Sì, si nota poco del- Miali, però... Il ruolo è quello. Bonite è entrato con grande, la consueta foga, ci sta. Sì, serviva anche un po' di fuoco al centrocampo perché eravamo un po' molli. Certo, non deve essere lui a fare da regista, però adesso diciamo con Galeandro... Vediamo se Galeandro torna un po' dentro la partita perché si era un po' assentato negli ultimi minuti. 73, c'è tempo per provare a recuperarla, adesso stiamo attaccando, Dove buon sta? momento Attenti. dell'Ecco. Attenti e con pazienza attaccare. Anastasini, torna dietro per Bonaiti. Si va ancora con Miali. No, ragioniamo perché dobbiamo stare attenti a non scoprirci. Dici prima o poi Pellegrino. No, più che trovi un- altro non dobbiamo rischiare dietro e tenerla sull'1-0 almeno. Poi ci proviamo pian piano. Tanco, cambia gioco per Romani. Romani bello, il servizio dentro per Galeandro, che era Sipos, anzi che appoggia poi Anastasini, poi Romani. Il cross un po' altino, più che altro forse che c'è, deviato, se Sipos è lì. va dall'altra parte, combatte Pellegrino, ma niente da fare. Però bella l'idea per Sipos. Adesso Poi, Pellegrino... scusa, Tutto bello tranne il cross. sì. No, stavo guardando perché alla fine Pellegrino nel 2004, Romani nel 2005, cambia ancora il Miali, Anastasini 2006, Miali 2006. Sembriamo la primavera. Sì, siamo molto molto giovani. Sì, Sì, infatti Gianni. dentro 4 anni. Gianni Bercazzadori. Ma dici che cerchiamo anche per la No, storia degli beh, under? sì, o- quello è, però non è neanche quello che... Non so se non si è capito se quest'anno è un po' una prerogativa della società o no. della Anche proprietà. Spagnoli esce per Maestriello. Qua di cercare, dicono, i gettoni di presenza per la valorizzazione dei giovani. Sapete che loro signori hanno di Molfetta, Spagnoli, Maestriello in panchina e... Vita infortunata. Cioè noi abbiamo Sipos, punto. E no, beh certo loro nel parco attaccanti sono messi bene. Osti, non si è visto... No, sì. Sembra regolare, vederla così. Più che altro perché Romani qui dietro doveva curare il giocatore alle spalle, quindi era più arretrato di tutti e di là qualcuno se l'è dimenticato. Qualcuno si è perso Spagnoli di là. 1-0 al 75esimo, ora fase di partita un po'... Brescia Il problema cerca è, magari anche un po' di come abbiamo rallentare, detto spesso e volentieri, Giustamente, sei in vantaggio. manca una punta che vada a sostituire Sipos quando come oggi magari non è, a parte perché che non sia coinvolto, ma non è proprio secondo me nella sua migliore giornata. Ci manca sicuramente alternativa in panchina. Attenzione, qui Pellegrino in qualche maniera è bravo a contenere, però Bonaiti sbaglia, Lascia lì. doppio errore, però Miali, grandissimo intervento e poi esce con personalità sul doppio uomo e poi si prende anche il fallo da giallo per, chi è questo? L'8, Balestrero. Miali, che personalità. Ragazzi, quei due ragazzi qua, tanta roba. Tanta roba. Vediamo qua. No, beh, qua si prende il giallo netto. Ha preso anche la palla. Beh, sì, però, non è bruttissimo, però va a fermarlo. Ma anche se tocchi la palla, lì conta il fatto che poi la toglie dalla disponibilità della... Mallamo. Dentro Mallamo io credo per Pellegrino e Frigerio entra per Galeandro. No, Frigerio, Dice no, Ndonghe.
Andonghe, Galeano. vedi che allora Andonghe alla fine qualcuno lo voleva dei nostri amici da casa. Ma quindi Eccolo chi qua. va esterno? È entrato, niente. è entrato Mallamo per Pellegrino. Sì. Esterno chi va? Romani, perché di là c'è Miali, Tanco, Romani. E di là Critta di là, Critta. Bonaiti. Ah, Mallamo fa l'esterno? L'esterno di sinistra? No, Anastasini ce l'hai da una parte e dall'altra c'è Ma Critta. davanti. Anastasini in Donghe con Sipos. Sì, Ndong fa quello che c'è Leandro. Sì, però dico a centrocampo il quarto chi è? Esterno, Mallamo. Ah no, mi sa che ti mette Anastasini esterno qui. Anastasini. Esterno di centrocampo? Sì, Ah no. sì. Attenzione però Brescia che si presenta in area, palla però facile per Furlan. Vediamo Ndonghe perché... No, pensavo che Anastasini rimanesse, no invece fa l'esterno, quello che sta facendo adesso. il tra virgolette quinto. Ruolo per ruolo sono già i cambi. Ah, io Anastasini l'ho sempre visto più da trequartista. Vedi che sta Sì. facendo- Però è molto offensivo. Allora, quindi abbiamo Critta e Anastasini e sugli esterni. Davanti esterni. Ndonghe. Dong con Sipos. E Mallamo che fa da E diciamo Mallamo, equilibratore. Sì. Sì, è molto sparigliato un po', no? Beh, diciamo Le che carte. Mallamo copre Anastasini qui probabilmente. No, Mallamo è lì centrale però. Quindi... In mezzo è andato lui e Bonaiti. E Metlica? E sono andati a 3 in mezzo. Ah, sono andati in Sono 3. loro 3. Sì. Metlica è un po' più avanzato, però. Romani largo. Fatica Romani, però la tiene in campo. Vediamo anche Ndonghe. All'esordio Ndonghe aveva giocato la prima giornata. No, si era rotto Si era rotto quest'estate, no? Amichevole. Quindi Mallamo per Romani. Vediamo se cerca Anastasini. No, torna. è l'esordio anche per Sì, lui. così è un 3-5-2 alla fine. Dong sì. con Sipos. Magari però Metlica, vedi, lo tiene lì un po' più avanzato, Sì. magari. Eccolo. 3-4-1-2 diciamo. Romani, trattenuto Anastasini, poi la gomitata su Bonaiti, non vista, fa correre l'arbitro. No, l'ha vista e non l'ha segnalata. Sì, l'ha vista, ha detto ho visto tutto, l'hai presa, ma andiamo avanti. Visto tutto, dopo vi spiego. Dopo ti me la spiego. racconto. Di che squadra sei? Hai la testa dura, quindi cazzi tuoi. Scusate. Ecco, allora niente. Sì, diciamo che non ha più fischiato in una direzione nel secondo tempo, il direttore di gara. Sì, diciamo che L'ha presa sul personale, non so. Così. ha fatto proprio quello proprio palese, evidente, che non puoi discutere, l'ho fischiato, tipo anche il giallo di prima su Miali. Mallamo, palla per Anastasini. Molte decisioni hanno lasciato abbastanza perplessi. Sì, poi ha sbagliato anche prima sulla munizione di Ballestrero, che volendo poteva anche non ammonirlo, che ha preso più palla che uomo. Sì, diciamo che non ci ha capito molto Sì, nella sì, ripresa. Insomma. diciamo. 10 minuti più recupero alla fine, ma non riusciamo nella ripresa, non siamo riusciti ad andare a calciare quasi mai, ragazzi, anzi forse mai. Non abbiamo capito se il portiere loro c'ha le mani o no. Nella ripresa non abbiamo mai calciato. No. No, diciamo che... E io parate del portiere... No, loro no, di sicuro. No, non ne ho visto. Sicuramente Furlan le ha fatte. Beh, hai due nel primo tempo, perché poi nella ripresa, no, una forse nella Se ripresa. vai ai punti loro meritano il vantaggio. Adesso fallo su neanche. Critta. Loro due occasioni nel primo tempo e poi in gol. Ma niente, abbiamo calciato sempre fuori o... Noi sì. Tiri in porta, 0. Tanto fischia Ma fischiato noi fuori proprio Scritta. nel secondo tempo nessun tiro in po', nessun tiro verso la porta. Verso diciamo. la porta? No, niente. No, abbiamo tirato. Dai che lo facciamo adesso l'81. Basta uno. Cioè sul punto di battuta Metlica come sempre. Metlica sta diventando un po' imprescindibile. Sì. Ultimamente è un po' uscito dalle rotazioni lì a centrocampo. Ma sai che io difficilmente lo toglierei uno come Metlica. Tanto vediamo i giocatori schierati tutti sul limite dell'area con Balestrero e Sipos. Sipos guarda malissimo Balestrero. Sipos che lo stava uccidendo con lo sguardo. Sì, mamma mia, non ho mai visto uno sguardo glaciale così di Sipos, che di solito è bello tranquillo. Sì, sembra bello pacciarotto invece. Qua, non so cosa si sono detti. Vediamo se magari lo Butteremo- ha stimolato un po'. Magari Metlica va Balestrero. lunghissimo.
va sul secondo palo, cerca di rimetterla dentro tanco, la palla rimane lì, ma non difficile diciamo... giocare questa palla. Altra sceneggiata, che gli dice di tirarlo su, dice no, stai giù un po' ancora. Giocatore del Brescia, vabbè. L'evidente colpo al volto. Gli armati. Vediamo, armati. No, dai, un pochino. Dai, un pochino per stato dai, stavolta non proprio sul niente. Però insomma diciamo che gli era utile restare giù. Andiamo in pubblicità, poi seguiamo il finale nel tentativo di recuperare questo match. Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. La mossa? Quanto prova in Mentre pareggia avanti. il Milan con la Fiorentina, noi siamo dietro a cercare di uscire, ma usciamo male. Uscita. Questi sono stati gli errori di oggi, Tanti sempre in errori. uscita, imprecisioni. Oggi poco lucidi, poco precisi. Tanto Ndong ci prova e anche Sipos, ma non riescono a riconquistare palla. Ci mette il piede Mallamo, ma sfonda. Di Molfetta che se ne va sulla destra, cerca il fondo, lo trova, la palla dentro con Miali che allontana. E ancora Miali, col petto, appoggia Mallamo di testa, la sfera continua per Metlica che allarga per Ndong che mette giù un ottimo pallone, se ne va e viene atterrato col fallo. Bravo Ndong. E giallino anche per Armati. Però posso dire, bella giocata perché l'ha messa giù bene. Comunque ragazzi, Metlica migliore dell'Ecco, direi che non... Beh, Miali ancora un ottimo intervento lì dietro, Qui ha preso per le traccine. No, sul serio, mi sembra che abbia... Vedi che Ndong è bel fisicato, c'è proprio una struttura importante comunque. E poi se è veloce... Non altissimo magari. Infatti, secondo me è uno di quei... che so, Oba, Martins, quel tipologia. Martins era velocissimo. Era ancora più magro, era più... No, molto più veloce soprattutto. Più veloce. No, lui è abbastanza piazzato, non altissimo. Metlica, sul punto di battuta. Metlica però... sembra invecchiare durante la partita, non so se quando... di faccia. Tre quarti nostra. Adesso ha 32 anni. Palla con Valente, cioè lì vicino Critta. 85 2001 Metlica, ha 24 anni. Sembra un veterano. Va Critta. No, che schifo. Mamma mia, davvero. E poi però la recupera, di fortuna, la recupera, palla per Sipos. Palla larga, va e guadagna una messa tra le Critta che lascia andare. Quantomeno che ha rimediato il suo errore Critta, Palla per Sipos. Cos'è? Cosa sta facendo? È invertito la rimessa. Perché? Evo. Vediamo. Critta non la tocca assolutamente mai. No, infatti l'ha toccata di Molfetta. Ma cosa è andato? Cioè, ma cosa si sono inventati adesso? Cioè, messa loro, pensa a te. Sì, ma cosa si sono inventati? Ma come fai a sbagliare sta rimessa qua? Io non so. No, ma poi l'aveva andata giusta. L'hanno invertita dopo, ma perché? Vabbè, così. Vabbè, vuoi proprio palesare tutto? Cioè, nel senso, entra De Francesco e esce Rizzo, entra De Francesco. All'86esimo, partita che sta scivolando un po' su questo... Esce. Anche Di Molfetta esce, entra Silvestri. Su questo risultato... ci ha un po' gelato perché ci aspettavamo un secondo tempo migliore comunque dell'Ecco, che non è arrivato. Beh, loro sinceramente non è che hanno fatto tanto, cioè hanno qualche occasione, ma ripresa se non tiri poca roba. Ragazzi, possiamo stare qua a parlare, ma se non arrivi mai a calciare in porta, al massimo fai 0-0. Sì. E poi se sbagli dietro. Sì, che poi dietro non è che abbiamo concesso tanto, a parte due poi parate il primo tempo, anche il secondo tempo
È venuto fuori il gol, ma non è che hanno fatto tanto di più, No, ha avuto un paio di occasioni un po' pericolose, il primo sì. tempo, però dico, non è che ci hanno preso pallate o ci hanno schiacciato. No, tante perdite di tempo, un gioco spezzettato, frammentato, non si riesce. Una squadra maliziosa, sicuramente. Sì, non è che siano sto granché, però c'è tanti singoli. C'è dentro tanta gente che ha fatto la B. Sì, possono riuscire a agganciare, peccato. E Sipos oggi non ha avuto vita facile. Ma anche quel discorso che dicevamo prima dei quinti che non vanno col piede già col piede giusto non arrivavamo mai a mettere il cross, così col piede invertito meno che mai. Ha fatto qualcosina Galeandro i primi minuti. Se non arrivi sul fondo a mettergli il cross a uno con le sue caratteristiche, come fa a segnare? Come fa a essere pericoloso? Spalle alla porta con dietro sempre due uomini che lo... ma poi non gli arrivano neanche i palloni giusti. No, poi non abbiamo mai provato neanche a cercare sui lanci. Si sbatte sempre il primo che va a pressare, anche qua, che palle sono. Qui Sorensen lo mette giù e stavamo ripartendo, Però Stefano, onestamente, che palla era? No, qua stavo ragionando sul giallo possibile. No, certo. Ma qua il giallo, per esempio, andava in porta. Se si girava. Sì, era sulla tre quarti loro, ma andava in porta. C'era solo Pasini al centro, quindi non è rosso, è giallo, però giallo dallo. Però vabbè, si è capito che oggi non è partita. Tanto palla, battuta corta, niente di che. Anastasini addirittura ultimo uomo. Tutti nella metà campo del Brescia nel tentativo di cercare una situazione, ma anche questi cross dalla tre quarti di Critta direttamente su Gori. Tanto Anastasini è ancora ultimo uomo, va a raccogliere la rimessa laterale. Diana chiede la calma ai suoi, giustamente. Stava meglio in tuta Diana che col vestito, no? Cosa? Diana stava meglio in tuta. Sì, sembra poi con quel cappello pazzo lì. Un pianista. Un pianista sull'oceano. Metelica si gira nel circolo di centrocampo. Troppo elegante. Palla per Romani. Qui ma tu in panchina stai in tuta o? Tuta. Bonaiti. Di campo. Tanco avanza. Vediamo il lancio dalle parti di Critta che però viene surclassato nello stacco. Poi c'è la rimessa laterale per il Dai ragazzi, mezz'ora sì magari, 30 secondi, mezzo minuto più recupero. Alla fine Metlica, bello il tocco, perché non la stoppa qui? Siamo Bonaiti? un po' scoppiati dopo il gol. Non c'è neanche quel tutto per tutto di dire andiamo su, proviamo qualcosa, rischiamo un dribbling, un tiro. No? Beh, ci sarà un bel po' di recupero perché c'è stato un bel po' di cambi. Sì. Così sta maturando la prima sconfitta stagionale. E anche il check del VAR o come cavolo si chiama. Ci saranno 5-6 minuti secondo me di recupero. 5, un po' pochini, pensavo di più. Beh, oggi come Juve 8 non ha giocato non so per quanti minuti per infortuni. No? Sì, comunque poi tra l'altro molto sporca sta partita, mamma mia. Nel secondo tempo tantissimo. Riescono casualmente a lanciare in porta un giocatore loro, per fortuna è largo, e arriva Anastasini in copertura lui, che poi cerca... bello il tocco per Bonaiti. Miali e Anastasini a rischiare qualcosa però non dimostrano per nulla l'età che hanno. No. Un po' più di coraggio, tanto ormai persa per persa andiamo su. Però sai cosa, mi sembra che un po' forse non abbiamo neanche qualcuno che dà proprio la carica, cioè hai fuori continui a girare, a tornare cazzo, vai dentro, rischia, sì, non andiamo... se no continuiamo a muoverla, a girarla, ma alla fine vediamo adesso, niente, sbagliato no, perché poi gli errori fanno la differenza, stiamo sbagliando tanto dal punto di vista proprio tecnico, giocate elementari, arrivano degli errori francamente... Sai cosa, sembra quasi che tutti si guardino e nessuno prende un po' di responsabilità. Cioè non possiamo pensare che vadano a prendersela Anastasini e Romani. O Miali.
magari Ndong. per dirti, ti Però, va per più esempio- dentro un Miali è un Anastasini. Però Che per tanto esempio non Galeandro è sparito completamente dai radar, cioè È anche uscito poi dopo. è uscito? Sì. Ndong, no, niente. Sì, però ha fatto mezz'ora in cui ha giocato a non vedersi, no? A nascondersi Galeandro. Nel senso, non l'abbiamo visto. Ma poi cioè, L'ha però ripreso. adesso vai anche a capire che Valente per cambiare le cose ha inserito Ndong che rientrava dopo 4 mesi e Mallamo. Cioè, loro hanno messo Maestriello e Gianni davanti. Cioè, un po' di differenza c'è. Quindi se metti Mallamo che comunque è un mediano per cambiare le sorti del tuo attacco. Tanto qua c'è mezza rissa della panchina della Feralpi di quel che l'è. Ma con chi? Non lo so, perché Diana è andato a prendere uno dei suoi a rimetterlo a ricacciarlo in panchina, giustamente perché stanno vincendo 1-0. Cioè Sorensen per la battuta, ovviamente loro impiegano il giusto tempo. Cercano di guadagnare anche qui Sipos, finisce a terra un giocatore, vediamo se fischia qualcosa, non lascia correre l'arbitro, poi anzi no, alla fine ha fischiato. Indietro. Proprio adesso che potevamo forse andare. Ma Sipos lì ha sbracciato probabilmente. 2 minuti alla fine di questa partita, arriva il giallo per... Sipos immagino. Sì, si è sbracciato. Sì. Stava provando ad andarsene sulla nostra tre quarti, vediamo qua. Per Sì, ha sbracciato. liberarsi. Ha sbracciato. Ci sta il giallo, la qualche punizione giallo. Sì, poi non puoi neanche farlo partire dalla tua tre quarti, sì, per cercare di fare qualcosa da davanti. Però dispiace perché comunque la prima mezz'ora del primo tempo era stata molto positiva, sì, però poi è durata probabilmente però, sai, non avendo niente in panchina, cioè niente, nel senso, avendo poco in panchina, non puoi neanche cambiare o rinfrescare troppo la squadra perché, ripeto, se per modificare il tuo attacco metti un mediano e comunque con tutto il bene e la positività di quello che abbiamo detto di Anastasini, ma hai messo comunque un 2006 e Ndong che hanno Ndong 2 2006. Hai messo 2 2006 un mediano. Beh, non è che abbiamo, come dici tu, non sono Maestriello. Molta più esperienza in panchina, Non è che c'è tanto di... No, appunto dico, quindi anche Bonaichi, Valente non può... che è entrato. Valente non può fare molto. Il massimo oggi l'ha fatto. E quasi stava bastando, perché comunque paghiamo un errore su un calcio di punizione, non è che... Furlan per il resto... Ma loro hanno fatto il minimo indispensabile per vincere. Beh, grande squadra. Da grande squadra matura, come diceva il mister Scafata. Ripeto, dispiace come da più partite continuo io a insistere perché con un paio di alternative in più diciamo che la stagione potrebbe essere molto più, diciamo, importante. Già così lo sarà, però. Tanto qui stiamo ormai per terminare il tempo nella nostra difesa. Diana è impazzito perché cerca di tenere alti i suoi e fischia senza ulteriore Finisce recupero. 1-0, il Brescia vince questa partita. Il big match di Riga Monticeppi infligge la prima sconfitta stagionale alla 10ª giornata. Va sottolineato comunque che arriva solo alla 10ª giornata la prima sconfitta stagionale del Lecco in questo campionato di Serie C. Sicuramente un pizzico di amarezza c'è, perché come dicevi tu, è una partita che poteva sicuramente poi scivolare sullo 0-0, no? Senza quell'errore. Ma diciamo anche che con qualche cambio, con qualche possibilità di cambio in più per Valente, sicuramente sarebbe stata anche diversa, diciamo quello che Giulio diceva prima, il cercare di buttare il cuore per ostacolo. E però davanti non è nessuno. Cioè sì, i due ragazzini della primavera. Però non basta, insomma. Cioè hai Mallamo e due ragazzini della primavera. Sipos che vabbè, però ormai sta, anche lui penso che prima o poi dovrà riposare. 10 partite, quanti minuti è saltato? Forse sono gli altri che mancano un po'. Sì, lui da solo. Leandro di turno che non riesce a... Perché anche Fuller è andato a sprazzi, non è che è stato sempre costantissimo, quindi ripeto, manca qualcosa di davanti.
Andiamo da Benedetta al Rigamonti Ceppi, Fausto. E poi con tutto che dietro comunque avevamo fuori Ferrini e Battistini alla fine, quindi comunque con un titolare su 3. Assolutamente, mancata però quella scintilla per l'assalto, come dicevi bene, tu, comunque, sì. Hai sbagliato solo su un piazzato, nonostante avessimo comunque solo un titolare alla fine. Dietro, tutto sommato. Comunque 5 tiri in porta uno, ma 4 tiri fuori a pari, non è che siamo andati così tanto sotto. Allora c'è Benedetta, ciao Benny. Ciao, ci sono. Allora 3 punti per il Brescia, che complessivamente è stato bravo a far fruttare quell'indecisione della difesa del Lecco da un piazzato. Diciamo la differenza è stata lì, ne hai presa poca roba da entrambe le squadre. Sì, sono d'accordo. Più che altro ti direi che l'Union Brescia ha saputo far valere la maggiore esperienza, la maggior malizia di fronte a un Lecco che invece, appunto, secondo me ha pagato un po' il fatto di avere alcuni giocatori ancora acerbi, comunque poco abituati a giocare match di un certo livello, e che oggi non è riuscito a trovare, anche per via delle assenze, ti direi, non è riuscito a trovare il twist giusto, non è riuscito a trovare la soluzione migliore. Ti segnalo comunque in questo momento che i ragazzi stanno comunque saltando di fronte alla curva, che sta manifestando grande affetto, quindi assolutamente rimane il clima di una serata bella allo stadio. Di festa, assolutamente, vediamo le immagini della squadra sotto la curva. Ti aspettavi cambi diversi? Ti è piaciuta, riformulo la domanda, ti è piaciuta la gestione dei cambi di Valente poi nella ripresa? Allora ti dico, sono stati cambi coraggiosi da un certo punto di vista e non hanno aiutato a scardinare quel problema di cui parlavamo prima, cioè quello della poca esperienza. Però ti dico, guardando la panchina del Lecco oggi, forse non ha sbagliato Valente, nel senso che piuttosto che magari dare ancora fiducia a un Frigerio che aveva dimostrato nelle ultime partite di non essere più di tanto in palla, piuttosto che mettere, non so, mi viene in mente un Marrone e quindi aumentare il peso a livello difensivo, forse Valente non ha fatto male a rischiare il tutto e per tutto, dando anche fiducia ad alcuni giovani che comunque avevano già dimostrato di poter dire la loro in questa squadra. Soprattutto Anastasini comunque è entrato bene, Miali in realtà ha toccato pochissimi palloni. Sì, è giocato dietro, quindi. Esatto, non mi ha convinto Bonaiti perché è entrato un po', diciamo che è un po' irruento forse in alcuni interventi, infatti si è preso il giallo, però ti dico, nel complesso secondo me Valente ha fatto bene a rischiarla. Comunque Anastasini ha aiutato a dare un po' di velocità al Lecco, ad alzare un po' il baricentro, qualcosina da questo punto di vista Valente l'ha ottenuto, non è bastato. Va bene Benny, grazie, allora ti lasciamo alla sala stampa, ci sentiamo dopo. Ci sentiamo dopo, a voi, grazie. Ciao. Ciao, Rientriamo, ciao. Giro finale con voi. Mister, è una partita che ridimensiona in qualche modo le ambizioni del Lecco oppure non cambia molto? Non cambia molto, sì, è una partita che anche con un pareggio alla fine non è che dovevi essere bravo a vincere, ma effettivamente oggi non avevi diciamo la potenzialità per vincere una partita così, perché si è visto un po', diciamo, il limite che abbiamo. Adesso magari con altre squadre si è notato di meno, con una squadra organizzata come il Brescia sono venute fuori un po' le nostre mancanze. Sono d'accordo con quello che ha detto Benedetta sui cambi, anche secondo me sono stati cambi coraggiosi ma cambi giusti. Ha dato anche un segnale importante, che non guarda i nomi, che guarda i ragazzi che hanno gamba, e che anche in settimana magari lavorano bene, no? Poi Quindi si può perdere col Brescia, ci mancherebbe, però mi è piaciuto, al di là che non hanno portato dei miglioramenti, perché poi alla fine non è che è cambiato tanto, però è un messaggio giusto. Mi è piaciuto che ha avuto coraggio di lanciare 2 ragazzini contro il Brescia. chiedo se Stefano è d'accordo con la tua disamina. Sì, mi piace soprattutto come sono entrati Miali e Anastasini, perché Miali si è visto poco ma comunque di là ha fatto bene. Ripeto però quello che dicevo prima, che parlavate del fatto che non ridimensiona questa sconfitta. No, assolutamente. Il problema è che però se vuoi fare quel passettino in più ci vuole più coraggio, ma né dal mister e dalla squadra ma dalla società. Ci vuole un po' più di coraggio, fare un paio di interventi pesanti, perché non devono essere leggeri,
perché se a Valente dai un Di Molfetta o un Maestriello, faccio per dire, non a quei livelli economici, un'alternativa seria davanti a Sipos, possiamo ragionare, e un esterno in più a centrocampo destro, perché dobbiamo sempre mettere mi viene fuori piede, anche se non vuol dire niente, ma dobbiamo sempre invertire i piedi a centrocampo, perché non hai, anche lì hai 3 ragazzini e un Critta che è pure, tra l'altro, pure un po' appannato, ripeto, di avere un po' più di coraggio. Avresti dovuto averlo già agosto, perché lo diciamo, noi lo diciamo da agosto, se vuoi avere un po' più di ambizioni, altrimenti a me piace molto una squadra che inserisce ragazzi della primavera validi, perché coltivi anche per il futuro, però ripeto, a me piacerebbe invece avere anche quel coraggio da parte della società. Va bene, siamo in chiusura. Allora, grazie a mister Giulio Invernizzi. Mister, ci vediamo domani per lunedì. Grazie a te, ciao a tutti. Grazie a Stefano Menegatti, ciao Ste. Ciao, buonanotte. Grazie a Fausto Riva in regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ci troviamo naturalmente sabato prossimo per l'11ª giornata di campionato. Buonanotte a tutti e continuate a seguire le nostre trasmissioni. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.